parli ancora di quel mio malanno, mi chiedi come sta chi non c'è più da qualche anno. Allora il lavoro come va? Quel lavoro che facevo anni fa. Però ricordi quando sono nato, che c'era appena stato il terremoto. Forse per questo poi ti ho fatto dormire sempre troppo poco. Memoria che va, memoria che viene, ma io sono qua e lo so bene chi è mio papà. Tutto quello che hai dato, le difficoltà. Ricordo che va e a volte si vede, ti manca un bel po' quel tuo paese, ma io sono qua. Ricorda solo che ti voglio bene. Quando mi chiedi l'Inter cosa ha fatto, quando mi chiedi quando uscirai, e io ti dico un giorno accadrà, anche se so qual è la verità. Quando la mamma è lì con te ogni giorno, come se fosse il primo giorno, questa è un'altra verità. Sei stato fortunato, papà. Memoria che va, memoria che viene, ma io sono qua e lo so bene chi è mio papà. Tutto quello che hai dato, le difficoltà. Ricordo che va e a volte si vede, ti manca un bel po' quel tuo paese, ma io sono qua. Ricorda solo che ti voglio bene. Memoria che va, memoria che viene, ma io sono qua e lo so bene chi è mio papà. Tutto quello che hai dato, le difficoltà. Ricordo che va e a volte si vede, ti manca un bel po' quel tuo paese, ma io sono qua. Ricorda solo che ti voglio bene. E oggi è San Giuseppe, la festa dei papà, perciò a tutti i papà e ai Giuseppe dedichiamo questa canzone bellissima del nostro amico Pablo Perissinotto, questo cantautore con una sensibilità che va oltre, che riesce a capire l'importanza anche di queste figure che magari si trovano nelle RSA, che si trovano negli ospedali. Oggi vogliamo ricordare tutti i papà del mondo, perché Mirella ricorda molto le donne, ma oggi voglio ricordare anche gli uomini, visto che ne ho due in presenza questa mattina, che ve li presento subito. Abbiamo Christian Maitan, sommelier, che ha vinto un premio importantissimo, più giovane sommelier, vero, che abbiamo in Italia, e Massimo Canello, invece è titolare di un'azienda vinicola di Valdobbiadene. E ringrazio veramente questi ospiti, perché oggi volevo un po' staccare la spina, sennò tutte le mattine con questi morti, con queste guerre, con queste uccisioni, con questi femminicidi, anche ieri uno per dire, ma non importa. Allora iniziamo proprio da Massimo Canello, allora, che è questo titolare di questa azienda vinicola di Valdobbiadene. Come sta andando, Massimo? Come si sta aprendo la primavera? Adesso arriva la Pasqua, i brindisi, anzi faremo un brindisi oggi, prego. Intanto grazie Mirella dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ma diciamo che il turismo c'è e anche il mercato sta rispondendo bene, soprattutto questa apertura di primavera. C'è stata un po' di riflessione, però la causa un po' anche su tutti i settori del mondo, come sta andando il caro vita, l'aumento del prezzo del carburante, eccetera. Però io vedo che i turisti vengono a Valdobbiadene, il vino piace e quindi siamo molto soddisfatti. Questo Prosecco, direi nel mondo ormai, un vino che, cui numeri che sentiamo, ha superato lo champagne, è molto apprezzato. Ecco, come è successo? Quanto avete investito? Perché io sono andata a trovare questi viticoltori e devo dire che avete investito molto nelle aziende. Sono delle aziende veramente importanti, ma quello che ho notato, Massimo, è che ho visto tanti giovani, tanti giovani, o sbaglio? Ma sicuramente il cambio generazionale dai nonni ai nipoti, ormai si può dire anche che i nipoti, io mi metto un po' più vecchio anch'io, ormai no, ci stanno molto appassionando di questa viticoltura, anche se le colline sono molto difficili da lavorare, e finché il mercato risponde e ci dà soddisfazione, sicuramente anche i giovani trovano interesse per proseguire il lavoro dei papà e dei nonni. E diciamo che i giovani
bisogna tenerli qui, non farli andare all'estero, e quindi se hai un territorio che funziona bene, secondo me rimangono. E la manodopera, perché si dice non si trovano operai, abbiamo visto anche del caporalato, lavoro in nero, tu cosa dici? Come vedi la situazione? Quello è un bel problema, soprattutto dove c'è il lavoro manuale, dove c'è il lavoro meccanizzato è meno problematico. E per fortuna bisogna dire che anche gli stranieri ci danno una mano. Sentite? Quelli che lavorano, che hanno voglia di lavorare e che si impegnano anche... Come sono queste persone? Come si comportano, Massimo? Quelle che cercano veramente di integrarsi? Ma quelli che cercano veramente di integrarsi, io potrei solo parlare positivamente. Si collabora perché anche noi ci mettiamo, non siamo caporalato nelle nostre colline. Cioè, quelli che ci danno una mano si siedono con noi a tavola, collaborano, condividono il lavoro, e quindi però sicuramente sarà sempre un po' più difficile, credo, nel futuro trovare manodopera. Perciò bisognerà rivolgersi a loro, non c'è niente da fare. Sì, sì. Meno male che l'hai detto, perché io quando racconto che ci sono anche tante persone che hanno voglia di integrarsi, bisogna dare loro anche la possibilità di lavorare, sennò come fai a capire? Perché secondo me bisogna anche scremare chi ha voglia di lavorare, di integrarsi, e chi non ha voglia. Certo. Ecco, però bisogna metterli alla prova, sennò come fai a capire se uno dice la verità, se ha voglia proprio di fare questo o se l'obiettivo è un altro. Sentiamo anche Cristian Maitan, questo giovane sommelier, cosa dice. Anche lui è un locale, sì, perciò la forza lavoro è fondamentale, perché ci vuole una squadra, da soli non si va da nessuna parte. Prego, Cristian. Assolutamente. E il problema che c'è nel mondo vitivinicolo c'è anche nel mondo ristorativo, nel senso che trovare poi delle figure giovani che entrano in sala o entrano in cucina nell'ultimo periodo diventa davvero complicato, davvero difficile. Anche perché ben sai, Mirella, delle difficoltà della ristorazione, soprattutto per quanto riguarda gli orari. Non c'è sabato sera, non c'è domenica, e si sa quando si inizia, non si sa mai quando si finisce. Per cui tanti sacrifici, e a volte io mi trovo ad oggi a dover dare ulteriori stimoli che magari una volta erano legati prettamente al compenso economico. Ad oggi invece, per quanto riguarda le entrate delle nuove figure in sala o in cucina, richiedono, oltre che un compenso adeguato a livello economico, ma anche libertà e benestare. E questi sono due fattori fondamentali ad oggi per avere anche un'attività consolidata e continuativa, perché poi il cambio continuo dello staff ti porta a problematiche. Il turnover non è mai positivo, e tuttora ad oggi anche nella mia attività ristorativa quello che cerchiamo sempre di dare è di far star bene il nostro personale, ma soprattutto dargli continui stimoli. Un nuovo corso, una degustazione, una giornata dove si passa tutti insieme, quelle cose che poi fanno sì che il gruppo si consolidi, diventi più unito e soprattutto che si affezioni a quello che è lo standard del locale. Parliamo anche di questo importante riconoscimento che hai avuto, raccontiamolo, perché è molto bello vedere un giovane appassionato di cucina che cerca di fare squadra, che deve inventarsi il mondo in un certo momento, perché rimanere a galla in un periodo così difficile non è semplice, mancava solo il prezzo del carburante, le bollette. Ecco, come è successo allora che hai vinto questo riconoscimento? Da dove partiamo? Allora, guarda, diciamo che il mio avvicinamento al mondo del vino è stato un avvicinamento graduale, partito dalle scuole superiori, dove ho conosciuto una figura fondamentale per la mia persona, in primis, poi per la mia carriera, che è il mio professore di sala bar, che per me è stato una guida, il primo che mi ha avvicinato al calice con un fattore di analisi. Perché io dico sempre che il vino, rispetto a altre materie, almeno a me personalmente, fa l'effetto di pensare, di meditare, di analizzare. Ed è quella la parte, secondo me, molto attrattiva del mondo del vino, quello che non hai per forza una risposta costante e quotidiana, ma bensì questo cambia, è una materia in continua evoluzione, in continuo cambiamento, e varia tantissimo. E questa è anche la parte, una tra le parti più belle del mondo del vino. Da lì in poi quello che inizialmente era una passione è diventato un obiettivo. Mi sono prefissato questo obiettivo di provare almeno a diventare il miglior sommelier d'Italia. Il percorso è stato lungo, complicato, arduo, però insomma
nulla è bello quello che arriva fin da subito, no? Si deve battere la testa, provare, riprovare. Sono stati molti momenti in cui pensavo di lasciare tutto, di non farcela, eppure mi sono rialzato, ho alzato le maniche da buon veneto e mi sono messo sul banco di studio e mi sono rimesso alla prova affinché appunto nel 2023 sono riuscito a ottenere questo grosso riconoscimento. Non è, Christian, che forse ti sei dimenticato una cosa che è risultata vincente, la tua creatività? Perché in tutte le cose io penso che ci voglia anche la creatività. Io mi ricordo, Christian, una volta sono andata a una degustazione su una villa importante, sì, perché te la sanno anche raccontare bene chi vuole, cioè non è che tutti siamo esperti. In un certo momento mi danno questo calice e allora comincia a dirmi il profumo, sentite il profumo di matita, mi naso. Boh. Poi quel leggero profumo di fiori e dicevo, se sa la matita come fa a sapere anche da fiori, cioè, perché ragiono con la mia testa? No, siccome non sono un'intenditrice, certo, ma mi fai dire che prima sa la matita, dopo c'è anche la vena dei fiori. Cioè delle volte capisci che te la raccontano anche bene, ma cosa deve avere il profumo di un vero calice buono? Cioè un calice di prosecco, da cosa noti che è buono? Ma allora, diciamo che tocchi un argomento molto importante, nel senso che secondo il mio punto di vista c'è un'oggettività comunicativa legata all'oggettività del piacere, ma c'è sempre nel vino anche la soggettività e quindi una libertà di pensiero. E secondo me ad oggi è fondamentale, soprattutto in momenti in cui magari si fa anche difficoltà tante volte a vendere il vino, si parla spesso, no, delle nuove generazioni, dell'avvicinamento al calice e quant'altro, dove la libertà di pensiero, di individuazione, di piacere, di profumo è fondamentale. Poi se lo chiede a me personalmente, secondo me un buon Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore, deve rispettare e rispecchiare il territorio. Perché io dico sempre che il calice non è solo un esaltatore di profumi o di caratteri o di caratteristiche, ma bensì un portavoce. Quindi è un accumulatore di caratteri, culture, uomini non pensati come individui singoli ma come comunità, e profumi di un territorio. Ma questo perlage spieghiamo, perché a casa adesso capiamo anche. Allora, qual è il perlage? Come deve essere il perlage? Il perlage si distingue per questa sua formazione di CO2. Sono le bollicine, così i nonni a casa che dice Mirella cosa si Dio parlare per l'ascia, le bollicine. Le bollicine che in questo caso specifico si sviluppano tramite un metodo in cui ho una persona a fianco a me che potrebbe spiegarlo in maniera decisamente più tecnica e migliorativa, ma lo sviluppo di queste bollicine attuate appunto da un metodo specifico fa sì che si crei queste catenelle dove noi come analisi sensoriale gustativa valutiamo sempre la loro finezza, il loro numero e la persistenza delle bollicine. Devono essere tante, devono essere poche, devono sparire subito, devono rimanere? Diciamo che devono essere meno evanescenti possibile e poi il numero e la finezza dipende molto dall'attuazione in cantina, quindi è molto variabile. Sentiamo allora come Massimo Cannello cosa dici di questo giovane sommelier, stato con questo prestigioso, il più giovane sommelier d'Italia. Ecco, cosa hai sentito? Ti sei rivisto un po' anche nelle sue parole, perché sono percorsi che anche voi avete fatto, non c'è niente da fare. Cosa dici? Beh certo, intanto faccio i complimenti a Christian perché non è sicuramente facile, penso che ce ne siano molti sommelier in Italia che hanno tante qualità, tanta esperienza e i giovani così diventare miglior sommelier d'Italia non è sicuramente facile. Ma io sono d'accordo con quello che ha detto per quanto riguarda il Conegliano Valdobbiadene, rispecchiare il territorio o dare la tipicità a un vino è un po', non è così facile, nel senso se sei dentro il territorio dove lo assaggi, perché stiamo parlando di un prodotto che è millenario, il vino è un prodotto millenario che è sempre stato sopra la tavola, che nel corso degli anni ha fatto le proprie evoluzioni, dalla macerazione sulle vinacee, adesso si vinifica in bianco, quindi si esaltano più i profumi fruttati, si sentono più il gusto, come si dice, semplice, proprio il vino semplice da bere quotidianamente. E quindi, come diceva Christian,
dare un valore al vino del territorio bisogna assaggiarlo e assaggiarne più di uno, e quindi dopo ti rendi conto veramente del prodotto che stai assaggiando, insomma. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, sentiamo cosa dice Rinaldo. Ciao Rinaldo, auguri anche a te. Grazie, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto auguri a tutti i papà. Va bene. Auguri miei che oggi faccio il compleanno, compio gli anni, va bene. E sono stato l'ultimo di una famiglia di 8 fratelli che genio. E l'ultimo di tutta la famiglia sono stato io. E la vita purtroppo è così. E dopo che dico, mi Valdobbiadene, va bene, io conosco da 62 anni minimo che vengo a Valdobbiadene, quando che ancora non era gli enologi, che le cantine per scappararsi i clienti, per fare una bella tavolata di sorpresa, per formaggio, perché andassimo a comprare il vino da Milano. Andavo da Gaina, che Gaina era un'istituzione una volta, va bene. Ricordo mio anche da lui, in pochi giorni. Ed era la fine del mondo. Adesso è tutto cambiato, perché giustamente le attrezzature, i fabbibon, si stai capaci a portarlo in giro per il mondo e farlo valorizzare. Va bene? Come dai fratelli del Cattise andavano qua, quando ancora che il Cattise non era come adesso, sempre stato di superiore, però non era animo, l'aveva fatto bene perché l'aveva valorizzato la vostra terra, c'è gente che vuol bene ai clienti e anche perché la roba buona. Giustamente è il merito che lei deve averlo portato in tutto il mondo. L'aveva fatto conoscere il Veneto, va bene, e doveva essere aiutati, perché certi dove chi è in collina, andando è una storia lunga e che lavoro, perché se bello dico così finito, ma lavorarlo, credo che guadagni, è un merito. Vi faccio tanti auguri per questo lavoro, chissà che la guerra non ve lo dirà qualcosa, e credo che la radio meriti. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao caro Rinaldo, tanti auguri da tutta Sveglia Veneti, grazie a questa grande famiglia, te li meriti proprio, ma soprattutto capire l'importanza anche di stare in allegria, di staccare la spina, questo brindisi. Ecco, voi anche nel pomeriggio vedete che quando uno smette di lavorare la prima cosa li vedete subito al bar più vicino che brindano, perché è un nostro modo anche di vivere la quotidianità dopo il lavoro, il prosecco, lo spritz, ecco, ti fa staccare la spina di quella che è stata magari una giornata molto impegnativa. Allora andiamo a vedere anche questi dati, andiamo a Padova, dati Vino Veneto Agricoltura. Abbiamo su 8 miliardi e mezzo di agroalimentare, abbiamo 3 miliardi e mezzo di vitivinicolo, la parte da Leone la fa il prosecco, le bollicine, il vino rosso è un po' in difficoltà. I consorzi del prosecco sono consorzi iperattivi. Il comparto del vino veneto si conferma leader nazionale per crescita e produzioni. I dati evidenziano nel 2025 un aumento della superficie coltivata di circa 1.000 ettari, portando la superficie complessiva a quasi 105.000 ettari. Il 75% dei vigneti è coltivato con varietà a bacca bianca, mentre il restante 25% è rappresentato da varietà a bacca nera. Nonostante i dazi USA, il mercato americano ha tenuto. Gli scenari più tragici non ci sono stati perché tutto sommato le aziende sono riuscite da questo punto di vista anche a spalmare questo aumento dei dazi in tutta la filiera e questo ha permesso di tenere botta. Ovvio che un po' di preoccupazione c'è, ora vedremo come andrà, l'importante è che noi come agenzia, come Veneto Agricoltura siamo vicini al mondo agricolo anche per trasferire tutta quella innovazione e quelle conoscenze che ci permettono di rimanere competitivi nonostante appunto l'importazione di prodotti agricoli dall'estero. La vendemmia 2025 registra una quantità complessiva di uva raccolta
pari a 14 milioni e 600 mila quintali, con un incremento del 6,8% rispetto al 2024. Nel dettaglio sono stati raccolti 11.468 quintali, più 6% di uve DOP, 2.485.000 quintali di uve IGP e poco più di 700.000 quintali di uve varietali. La parola d'ordine è proprio esplorare nuovi mercati, capire come sono fatti, cercare di bloccare le imitazioni e di vendere il nostro prodotto, il nostro grande prodotto. Il 2026 sarà anche l'anno della sostenibilità. Emerge un quadro tutto sommato positivo che però ci impone di impegnarci sul tema della sostenibilità, ma soprattutto di aumentare la competitività delle nostre aziende. Allora, prima di sentire i miei ospiti andiamo a sentire Giusy da Treviso d'Osson. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella stamattina ti fa sorridere. E ora che facciamo tutti gli auguri ai Giuseppi, ai papà, ma ai Giuseppine non gli ha mai fatte, che avevamo nome Giuseppina, che io nome Giuseppina anch'io. E ti dico una roba, l'anno scorso ero in compagnia e ora tutti mi fai gli auguri di San Giuseppe, Giuseppina, salta fuori una signora mi fa: Martino, ti il mio nome è Giuseppe, ma mancaria anche qui, avevo detto. Vi saluto. Brava. Dai, fagli auguri a Rinaldo, fagli auguri a Rinaldo. Dai, auguri Giusy. Rinaldo, auguri. Dai, ciao. Sì, anche Giuseppina. Ecco, bella Giusy, sì, non mettiamo Giuseppe, mettiamo Giuseppina, ma noi facciamo la festa della donna, dai, a tutti i nomi allora. Quello che però, grazie Giusy, grazie veramente, quello che traspare sono i numeri e questo mercato che nonostante queste guerre, questi rincari, però sembra tenere, ecco, non scriccola. Cosa dici Cannello? Ma il mercato in questo momento crea molti dubbi, però i dubbi penso che siano un po' su tutti i settori, non solo su quello del vino. Adesso abbiamo l'aumento del carburante che ancora influirà ancora di più su questo problema e bisogna soprattutto credere nel proprio territorio, nei propri prodotti, almeno quanto riguarda il vino, e riuscire a pubblicizzarlo il più possibile. E non è facile perché appunto ci sono varie problematiche secondo me, che uno è appunto il costo dei soldi, uno è che i giovani magari per quanto riguarda il vino si sono un po' più adattati ai cocktail, tutte quelle, magari anch'io quando ero giovane forse ero orientato e dopo ho scoperto il vino più avanti, però bisogna assolutamente creare prodotti di qualità dove la gente beva bene, beva meno, beva bene e soprattutto creda in quello che facciamo noi produttori, insomma. Perché è importante, cioè il prodotto buono, sì. Ecco, va spiegato, sì, e va capito soprattutto. Però io chiederei anche a Cristian Maitan cosa ne pensa di questo vino analcolico. Birra analcolica, vino analcolico, ecco come funziona, c'è mercato, c'è richiesta? Allora, i dati di mercato poi si vedono sempre nel lungo andare. È un fenomeno che sicuramente ha avuto un aumento importante nell'ultimo periodo, però io sono nel dubbio nel vederlo in continuità. Per cui bisogna vedere se questa bolla, perché bolla effettivamente è, ha poi una larghezza tale da avere continuità o è una bolla solo fine a se stessa. Perché gran parte poi di questi prodotti hanno avuto un'uscita, ma al momento non c'è stato un riordino. E come Massimo ben sa, l'importante non è portare a casa un cliente, l'importante è che questo cliente riordini. Secondo te è una bolla che con il medio-lungo termine svanirà perché la richiesta è un'altra, è un vino di qualità, bere poco, bere bene, ma con una certa consistenza? Sì, io non lo vedo sostitutivo. Io non vedo il vino analcolico, che poi insomma si può ottenere in due metodi diversi principalmente, ma non lo vedo come sostitutivo al consumo vitivinicolo. Lo vedo come un'integrazione.
Però non penso che ad oggi, parlando anche di un fenomeno estremamente culturale, estremamente veneto, vicino a noi, al di là dei mercati esteri, possa andare a sostituire quello che è il consumo di un buon calice di vino a tavola. Sentiamo cosa ne pensa Massimo Cannello. Allora, questo vino analcolico che tendo a spingere, anche perché ecco, adesso con i nuovi sistemi che abbiamo, se ti fermano, è un bel problema, perché guardate che riprendere la patente è una tragedia, guardate che è una tragedia, perciò bisogna anche capire che c'è un po' di paura. Prego. Beh, innanzitutto io non l'avrei neanche chiamato vino, primo. Sì. E diceva Cristian, può essere un'integrazione magari per chi guida la macchina, per i paesi dove non si beve alcol, però dire che è un vino col vino che abbiamo sempre fatto da tanti anni, anche no. Io ne ho assaggiato solo uno, dico la verità, non ne ho assaggiato tanti, non so se Cristian ne abbia assaggiato più di uno. E allora sì. Per me sembra quasi una bibita più che un vino. Sicuramente ci sarà possibilità anche di miglioramento negli anni, sì. Però anche le piccole aziende trovano molto difficoltà a fare un vino analcolico perché non hanno le attrezzature adatte per farlo. Perché bisogna avere anche l'attrezzatura. L'attrezzatura, che è un'attrezzatura anche costosa, e io intanto mi bevo un buon bicchiere di vino a tavola, dopo ognuno farà la propria scelta, e giustamente anche, e se è un vino che potrà anche piacere alla gente, si vedrà proprio come diceva Cristian negli anni. Ma è vero che beviamo troppo, Massimo? Secondo te? Poi sentiamo anche Cristian, perché qualcuno dice che specialmente qua nel Veneto si beve molto. È vero o non è vero? Non girare o passare il cerino, dimmi proprio dal tuo punto di vista cosa vedi. Allora, tu sei anche papà, perciò penso che un po' tutto il mondo sia paese. Sappiamo bene in Germania, in Italia, in Francia, e si cerca di bere moderatamente se si può, sicuramente. Non so se beviamo troppo. Io sinceramente adesso vado sui ristoranti a mezzogiorno, vedo solo bottiglie di acqua. Sentite? Sì, una volta la gente andava anche a lavorare, si portava una bottiglia di vino, si beveva, non so, quotidianamente tutta la giornata. Sicuramente ci sono anche le feste dove si magari alza un po' il gomito, però il consiglio è quello di bere tutti moderatamente e soprattutto bere un buon bicchiere di vino a tavola mentre si mangia. Sentiamo anche Cristian Maitana, ecco, del suo osservatorio cosa vede? Ma guarda, allora sposo appieno la filosofia di Massimo, perché io, oltre che essere sommelier, abbiamo un'attività ristorativa qui a Ponte di Piave, si chiama Nuovo Rence, siamo aperti dal 45. L'anno scorso abbiamo fatto 80 anni di attività e ti dico, io da quando sono entrato in sala e i primi passi li ho mossi, ormai tanto non mi viene più a dire nulla a nessuno, a 14 anni, ok? E lì mi ricordo all'epoca che in ogni tavolo della pausa pranzo c'era la bottiglia d'acqua e un bicchiere di vino. O la bottiglia o comunque la condivisione del vino. C'era sempre. Ad oggi invece quel consumo è decisamente più moderato. Ragione Massimo nel dire che ad oggi passi nelle tavole del pranzo e vedi solo bottiglie d'acqua. È reale. Ma anche il consumo è cambiato. Io vedo anche l'inasprimento delle leggi alla guida, hanno comunque dato un taglio netto ai consumi, dove una volta magari la bottiglia in 2 persone la si condivideva, adesso il calice è il sostitutivo magari della bottiglia precedente. Perciò si beve tanto, secondo me ad oggi uno dei fattori fondamentali è quello di stare attenti sia alla patente ma soprattutto alla salute. E per cui questi fattori hanno anche dato un po' dei paletti, delle restrizioni sia personali che interpersonali. Senti Cristian, noi sì, però eravamo anche famosi per i rossi, specialmente qui nel Basso Piave, dove tu hai anche questo ristorante. Come mai sono spariti i nostri rossi? Che avevamo veramente spariti, nel senso che non si sentono più come prima, eppure erano un fiore all'occhiello, specialmente della zona Piave. Cioè, secondo te ci sarà un ritorno graduale anche, perché noi andiamo a mode, come i cani, i gatti, noi andiamo a mode, quel periodo solo quella roba là, poi cambiamo. Ecco, ci sarà una ripresa dei rossi?
Io sono convinto che, come abbiamo detto te, ci sono delle mode, quindi ci sono dei saliscendi, no? Come dappertutto, come sull'economia, come su altri aspetti. Però ad oggi effettivamente quella del prosecco non possiamo più definirla una moda, ma possiamo definirla effettivamente un fenomeno continuativo e un fenomeno mondiale. Nel nostro territorio è stata ridimensionata, Massimo potrà confermarmi o meno, sono state spiantate molte varietà bacca rossa proprio per favorire quello che poi effettivamente il mercato chiede, quindi il mondo del Glera. Ovvio che si è perso un po' di storicità, si sono perse parecchi ettari di varietà autoctone, penso a Raboso in primis, ma penso anche ad altre varietà, insomma, anche a bacca bianca, ad esempio l'incrocio Mazzoni o il Tokai, quello che una volta si poteva chiamare Tokai, a favore ovviamente di quello che poi il mercato richiede, ma anche di quello che poi è diventata la nostra portabandiera. Perché noi ad oggi siamo famosi per tante cose come veneti nel mondo, e uno di questo è il prosecco, e di questo dobbiamo esserne davvero fieri. Prima si parlava di comunicazione e secondo me tante volte sbagliamo come individui singoli a lanciarci la zappa nei piedi da soli, no? A parlare male di noi stessi, del nostro territorio, a vedere sempre la parte negativa. Invece dobbiamo essere fieri, orgogliosi di essere veneti e di portare bandiere come quelle del prosecco in giro per il mondo. Allora andiamo a sentire anche i dati della vendemmia naturalmente che c'è stata, per capire anche l'importanza dei numeri. Andiamo a sentire. Il Veneto dei vini cresce e si fa sempre più bianco, a confermarlo i dati di Veneto Agricoltura nel consueto appuntamento di inizio anno. 1000 ettari vitati in più in tutta la regione lo scorso anno danno il senso di un comparto che ora sfiora i 105.000 ettari, ovvero quasi il 6% dell'intera superficie della regione. E l'altro dato che è emerso riguarda le varietà, con il 75% della coltivazione a bacca bianca, mentre il restante è a bacca nera. È il mercato a segnare questo cambiamento, determinato in gran parte dall'alta gradazione dei vini rossi, da qui l'indicazione della regione in relazione ai fondi europei. Il pacchetto Vini UE e l'asse aiuto vini che noi avremo nel 2026 non aiuta solo il prosecco, non aiuterà solo il prosecco, aiuterà tutti i vini. Sia per comparto di penetrazione su mercati nuovi, sia per ragionare sulla ricerca di alcuni gusti, sia anche per la sperimentazione in vigna, diciamo per trovare gusti diversi ma anche regolare il grado alcolico. Farlo in vigna è un vantaggio dal punto di vista energetico, farlo in cantina costa molto di più. E se il prosecco continua la sua corsa in crescita per superficie e volumi, anche se con qualche rallentamento legato ai dazi americani, i dati indicano come la nuova frontiera della viticoltura veneta e trevigiana sia il Pinot Grigio, che potrebbe occupare un'ulteriore superficie complessiva disponibile di 5.000 ettari. Si vedono gli effetti di quelli che sono i dazi americani, anche se oggi siamo alla vigilia di un importante appuntamento che è la firma relativa all'accordo col Mercosur, che invece per il settore vitivinicolo sarà molto positivo per quanto riguarda le esportazioni in quei paesi. Allora Massimo Cannello, come commentiamo questo servizio, questi dati, cosa vi aspettate da questa futura vendemmia? Ma io sono sempre positivo comunque. Sì, è vero, questo lo so, è vero, confermo. Io sono sempre però c'è sempre il punto di domanda, chiaramente, no? La vendemmia è andata bene, i vini sono buoni, adesso è il mercato che deve rispondere. E ci sono tanti fattori purtroppo che possono influire sul mercato dei vini, non solo perché un vino è qualità, è semplice da vendere, però bisogna che anche tutto il mondo sia un po' più tranquillo in questo momento, perché sennò la gente non è serena e non fa la vita che faceva prima. Per me comunque penso, almeno per quanto riguarda il Conegliano Valdobbiadene, che non ci siano problemi nel futuro di mercato nei prossimi anni. Però voi siete anche molto soggetti al clima. Questo cambiamento climatico a volte veramente vediamo che mette in ginocchio le aziende. Prego. Sì, questo è un grande problema. Sì. È un problema, penso, di tutta l'agricoltura in generale. Cerchiamo di difenderci un po', diciamo, da soli, nel senso, anche se ci sono delle grandinate bisogna organizzarsi al giorno d'oggi con delle reti protettive, eccetera. Dobbiamo investire. Sì, bisogna investire.
ci sono investimenti sulla subirrigazione per quanto riguarda magari nei periodi di siccità, e credo comunque che non ci siano grandi problemi in futuro, dopo dipende sempre come il tempo lavora. Cioè l'investimento poi ripaga. Sì, siamo anche su una zona abbastanza tranquilla anche dal punto di vista climatico, ancora la pianura chiaramente forse avrà qualche problema in più. Siamo riparati, bisogna dire la verità, rispetto a altre zone. Ecco, investire sull'azienda, tu sei giovane, ecco, hai una storia col tuo locale, però l'investimento è continuo, non pensi di essere arrivato, ma non sei mai arrivato, bisogna continuamente investire perché cambiano anche le strutture, cambiano le leggi, i sistemi, prego. Sì, il fattore di investimento poi è un fattore costante, nel senso che non siamo mai arrivati, no? Noi vediamo che dobbiamo sempre investire sia nell'adattarci, per come accennavi tu, il fatto di modifiche legislative e quant'altro, ma anche per essere più attrattivi. Perché siamo comunque un'attività ricettiva, ristorativa, dove il cliente deve venire lì per forza. Siamo in mezzo alla campagna e uno deve venire lì con la voglia di venire a mangiare da noi. E quindi è fondamentale quello di creare sempre nuove attrattive, si parlava prima di stimoli, e soprattutto di investire su quello che secondo me è fondamentale, sul nostro staff. Perché tante volte, secondo il mio punto di vista, io con i miei colleghi ci dimentichiamo magari di investire nella formazione di quello che è il nostro staff di sala e di cucina. Perché magari investiamo sui bagni, investiamo sull'arredo, su una nuova sala, ma ci dimentichiamo che poi il cliente deve stare bene. Il cliente torna dove sta bene, e avere un'accoglienza efficace, precisa e ordinata con un servizio adeguato ad oggi è fondamentale. Io ho conosciuto tanti ristoratori, non a caso proprio abbiamo vinto la tovaglia più lunga del mondo e la bottiglia di grappa più grande del mondo, siamo nel libro del Guinness, proprio in provincia di Treviso. Io ero presidente di Treviso Viva all'epoca, e uno dei più noti ristoratori mi ha sempre detto: guarda Mirella, che il primo biglietto da visita è l'accoglienza. Esatto. Nel momento che arriva il cliente tu lo devi accogliere col sorriso, farlo sentire a casa, è questo il primo biglietto da visita. Poi arriva il cibo, arriva il vino e tutto il resto, però l'accoglienza che tu fai nel momento che entra è fondamentale. Sei d'accordo Massimo, tu che giri i locali, come vedi, siamo accoglienti o cioè, dobbiamo essere fortunati a trovare il ristoratore, poi siamo un fiaduretti, dai. No, parlo per Valdobbiadene, se posso. Dicono che un proprietario di una cantina di Valdobbiadene, quando arriva un turista nuovo, prima gli dà un bicchiere in mano e poi ci si presenta. E penso che l'accoglienza faccia da padrona proprio nelle nostre zone. C'è il pane soppresso, il formaggio, c'è sempre l'abbinamento, c'è la convivialità, si ride, si scherza a tavola. La gente si diverte e per questo gli viene voglia di tornare ancora, anche per passare una bella giornata, oltre a bere un bicchiere di vino buono. E penso che sia proprio fondamentale, anche Cristian che è un locale, se vai dentro su un locale e la gente non ti guarda neanche, almeno due parole per presentarci, penso sia importante. Torno anche in Drio, vero? Torno anche in Drio. Dopo ci vuole sicuramente il prodotto buono sopra la tavola. Però l'accoglienza, cosa pensi Cristian? Che è fondamentale bere, mangiare bene, ma io chiedo sempre, quando un cliente arriva alla cassa ai ristoranti, gli chiedo sempre come è stato. Non gli chiedo mai come ha mangiato, ma gli chiedo come sei stato bene. Per me quello è fondamentale, perché non parliamo solo di cibo, di vino, ma parliamo a 360 gradi. Perciò è importante anche nel momento che il cliente paga capire se sei stato all'altezza della situazione. Se lui semplicemente si è trovato bene. Se si è trovato bene. Adesso noi ci troviamo bene perché dobbiamo andare in pubblicità. Nel dicembre del 2025 l'UNESCO ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità. È la prima volta che la cucina di un'intera nazione ottiene questo riconoscimento, arrivato al termine di un percorso che ha visto impegnata in prima linea l'Accademia Italiana della Cucina, un risultato che sarà celebrato anche a Bassano. Domani
19 marzo, in tutte le delegazioni del mondo, sono 226 delegazioni in Italia e 92 all'estero, praticamente in tutto il mondo, verrà celebrato questo avvenimento con una cosiddetta cena ecumenica che normalmente facciamo nel mese di ottobre. Quest'anno si fa una cena straordinaria per festeggiare questo evento. Viene lasciato agli accademici, a ciascuna delegazione, la scelta del piatto principale. Da bassanesi non potevamo che scegliere l'asparago. L'asparago sarà dunque al centro della cena che celebra il riconoscimento UNESCO, ma non finisce qua, perché ad ottobre l'Accademia della Cucina renderà protagonista a livello mondiale un altro piatto tipico del nostro territorio. Il menù viene fissato dalla sede centrale uguale per tutto il mondo. Quest'anno, guarda caso, ci sarà baccalà, stoccafisso e pesci essiccati. Quindi noi bassanesi, diciamo anche noi vicentini, giocheremo sicuramente in casa. Allora, Cristian Maità, buon vino, abbiamo parlato di vino, ma anche buon cibo, l'importanza del cibo, la tradizione del cibo. Ad esempio, i piatti più richiesti quali sono? Adesso, ad esempio, a Pasqua, ecco qua il piatto, ecco abbiamo visto l'asparago che anche qua va alla grande, però cosa è il pranzo di Pasqua, ecco come viene, ecco, perché veramente bisogna pensare, bisogna essere creativi, bisogna essere innovativi, prego. Beh, io penso che l'asparago è comunque uno dei padri fondanti della cucina primaverile e delle proposte di Pasqua. Diciamo che è un ingrediente che secondo me non può mancare. E poi c'è questa transazione di gusti, nel senso che io vedo, facendo carne, che arriviamo dall'inverno dove abbiamo delle cotture lente, della selvaggina a piuma, della selvaggina dove la cottura lenta diventa fondamentale, e ci avviamo verso Pasqua dove le richieste invece sono più verso la carne bianca. Quindi anche la riscoperta, e parliamo anche di fattori culturali fondamentali, esempio di carne che si fa sempre più fatica a fare a casa. Una di queste che a me viene in mente spesso è la faraona. Una volta magari la faraona si faceva ovunque, no? Ad oggi tanti vengono a mangiarla perché mi dicono mia casa non la fa più e quindi vengo a mangiarla da te. E quindi quella riscoperta anche insomma di questi piatti di carne bianca con delle cotture legate assolutamente alla tradizione. Parlando di faraona, però parliamo di un prodotto tipico nostro che una volta si trovava in tantissimi posti, adesso fai fatica anche a trovare. Ecco il coniglio, la faraona, sono piatti che non è così semplice, però c'è questo ritorno, il ritorno all'antico, al cibo antico, ad esempio la polenta che non passa mai di moda, questa polenta, ma soprattutto i sapori, ecco i sapori di una volta, però mi sembra che i giovani non siano molto orientati in questi sapori, cioè arrivano all'età di 13-14 anni che se domandi cosa che già faraone e te guardi cosa sia sta roba, cioè anche a casa secondo me sono cambiati proprio i gusti, le abitudini, il cibo, molto cibo preparato, si parlava appunto dall'insalata sulla busta di plastica già pronta, il cibo processato. Ecco, secondo te non è ora che anche qualcuno a casa si renda conto che forse anche i giovani hanno bisogno di mangiare sano, il cibo bisogna lavorarlo un po', però io ho avuto una nutrizionista l'altro giorno ospite, ha detto si può fare anche la sera, preparare, organizzarti per la settimana, ci sono degli strumenti che ti permettono di fare questo, manca forse la voglia, l'entusiasmo che avevano i nostri nonni quando si alzavano al mattino di preparare il cibo buono, o non è questione di tempo, perché forse una volta lavorava più di adesso e senza gli strumenti, manca forse questa voglia di preparare come io non la faccio più perché è una carne che ti impegna, devi lavorarla, non è che la metti là e vai, prego. Beh, secondo me ad oggi abbiamo delle soluzioni più veloci. Ed è la soluzione più veloce, più immediata, più facile che poi ti porta a cadere nell'acquisto dell'insalata in busta in plastica, ma come su tantissime altre cose, no? Ad oggi c'è anche l'intelligenza artificiale, per cui prima per trovare un'informazione dovevi informarti, cercarla sul libro o cercarla anche dopo l'evento online attentamente. Ad oggi basta aprire ChatGPT e chiedere un'informazione. E secondo me questo sia a livello di quotidianità è fondamentale sia nella pratica dell'intelligenza artificiale che poi nella cucina. Cioè si cerca sempre il più facile, il più immediato, il meno impegnativo.
Ed è questo che secondo me ad oggi ci ha portato un po' a scegliere delle preparazioni più veloci, più immediate e probabilmente, anzi sicuramente, più processate. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Massimo Canello, perché anche quando vai a trovarlo la prima cosa, pan soppressa, pan salame, formaggio, sono le cose che non devono mancare su una cantina a mio avviso, perché è proprio il coronamento del calice che offri, o sbaglio? Sicuramente noi i visitatori vengono a Valdobbiadene non solo per il prosecco ma anche per assaggiare lo spiedo della Pedemontana Veneta. I nostri formaggi di malga, le soppresse appunto che dicevi prima. Io sinceramente a me piace molto mangiare, diciamo gourmet, quei piatti disegnati, raffinati. Ma quando che te mi presenta un bel polastro in teccia, non lo trovi più da nessuna parte. O risotto con i fegadini. Sì, i piatti appunto della tradizione proprio anche trevigiana, secondo me ci sarà un ritorno. Un ritorno c'è già, secondo me non è che ci sia un ritorno. Forse i giovani devono ancora scoprire questi piatti della tradizione veneta, però non spariranno mai e secondo me andranno sempre più al minestrone. Voglio mettermi un minestrone pasta e fasoi. Sì. Queste storie? E avanti. Guarda Mirella, mi permetto di intromettermi. Poco tempo fa ero presente a un evento della cucina italiana, dove c'erano tra i più importanti chef italiani, quindi tristellati, bistellati, eccetera, eccetera. E una delle tematiche era proprio la moda odierna della cucina. E in un talk si è dibattuto di questo cambiamento che appena accennato Massimo, dove fino a un paio d'anni fa diciamo che la parola più utilizzata nella cucina era innovazione e ricerca, e dove anche lo standard asiatico aveva portato un avvento molto molto importante sull'equilibrio dei piatti. Ad oggi invece i termini più usati nella cucina italiana sono tradizione e territorio, e quindi il ritorno anche nella cucina più creativa a quelle che sono le basi territoriali. Quando abbiamo vinto, che ricordavo prima, il Guinness, la gara tra i ristoratori come menù che era stato messo era proprio il polastro in teccia. Chi lo faceva più buono? È stata una gara bellissima. Indovinate chi ha vinto? Ha vinto un ristoratore che invece faceva sempre pesce. Ecco, nel suo ma pensate voi? E sì che c'erano i suoi colleghi molto esperti, hanno detto in effetti il tuo polastro in teccia è il più buono di tutti, per dire la passione, ecco, la passione di preparare il piatto. Lui, esperto di pesce, ha vinto il premio come miglior pollo perché ha messo la passione, la creatività, non c'è niente da fare. È quello che dicevi tu prima, noi abbiamo questo dono di natura che è nel DNA, che è la creatività. Da un pezzo di legno cosa riusciamo a tirar fuori, da un pezzo di marmo, da qualsiasi cosa, da un pezzo di tessuto. Però forse qualcuno se l'è dimenticato. Ecco, io sono convinta, lo dico sia a Massimo Canello che a Cristian Maitan, che avremmo dovuto in tempi non sospetti creare e premiare questa creatività. I giovani sono creativi ma non lo sanno. Tu hai la fortuna di aver avuto una famiglia, un'azienda come Massimo, ma se uno non ce l'ha, chi è che tira fuori questa creatività? Certo. Cioè, una volta c'erano, quando andavo a scuola, le applicazioni tecniche, bene o male, ti indirizzavano su quello che era il tuo DNA. Adesso non c'è più niente, però cosa c'è che mi ha veramente colpito? C'è un ritorno alla formazione tecnica. Ecco, i numeri hanno superato i liceo classico, liceo scientifico, nelle applicazioni tecniche, negli istituti di formazione. Vuol dire che il giovane ha capito che dentro di lui c'è qualcosa che può creare, e di sicuro quello che sente questo non va al liceo tradizionale, cerca di iscriversi, ma sono i genitori che vogliono tutti medici, tutti notai, tutti commercialisti, senza capire che magari il ragazzo è indirizzato in altre storie. Tu con i tuoi figli come vai? Li lasci liberi o sei... Per il momento sono ancora alle scuole superiori media. È là che si inizia. Sì, uno in terza, il prossimo anno sembra che sia interessato alla professione di agricoltura, andare a fare agraria, quindi sì, ancora non è definitivo, insomma. E noi proprio come famiglia li lasciamo liberi di pensare come vogliono,
E dopo è chiaro che dentro di me mi piacerebbe sempre che prendesse il settore del genitore, eccetera. Però è anche come mi dispiacerebbe che andasse all'estero, però decideranno loro, libertà piena. Sì. Anche perché per aprire la mente ti devi anche spostare, non puoi rimanere fermo, l'ha detto anche Cristian, cioè, il viaggio all'estero è un viaggio di studio molto importante, ti fa capire usi, costumi, proprio ti apre la mente. Ecco, la famiglia quanto è importante è su quello che è veramente le tue capacità e sostenere questo ragazzo che capisci che bene o male ha certe esigenze. Il fattore familiare è sicuramente fondamentale, per quanto io sia dell'idea che comunque poi puoi dare una direzione, per quanto io non padre, quindi parlo da... Ma come figlio? Ma come figlio, quanto tu puoi dare una direzione, però poi è il figlio, no, che deve cercare di trovare il proprio perimetro, la propria dimensione, ecco. E tu prima hai toccato un tema che mi tocca nel personale, nel senso che della scelta dell'istituto, no? Io ho fatto scuola alberghiera, però mi ricordo che quando facevo la scuola alberghiera, sai, discorsi tra genitori, ma che raccontavano anche i ragazzi, era ma cavolo, io vorrei fare anche l'alberghiera, però i miei genitori mi dicono ma no, vai a fare il liceo, cosa vuoi fare l'alberghiero, che non serve a nulla. In verità ad oggi le scuole professionali ti indirizzano e ti preparano poi per essere efficiente nell'approccio lavorativo, e questo secondo me è fondamentale. Poi a volte magari, ecco, esempio nel settore alberghiero, secondo il mio punto di vista, ci dimentichiamo di far vedere anche quella che può essere la crescita personale, perché io ho amici e collaboratori, ma anche ragazzi più giovani che dopo essere usciti dall'alberghiero sono fatti il giro nel mondo lavorando in sala, e adesso sono diventati F&B manager di grandi catene di lusso e sono arrivati ad avere dei riconoscimenti, dei titoli gratificanti sia a livello personale ma anche a livello retributivo, che è una cosa che secondo me ad oggi viene poco sottolineata. Allora, ti do ragione, perché ieri noi quasi sempre al mercoledì veniamo chiamati dalla scuola alberghiera Lepido Rocco a prenderci il pane, perché ci regalano il pane per il banco alimentare, e avevano preparato delle pizzette. Allora mi dicono: Mirella, assaggia la pizzetta, vediamo quale prendi. Quale prendo? Sono tutte uguali. No, come no? Vederle sembravano tutte uguali, pizzette fatte anche molto bene. Prendo una, e mi guardano, mandane un'altra, ma non là da un'altra parte. Prendo un'altra pizza. Ah, che buona, quella l'ho fatta io Mirella, questa l'ho fatta io. Cioè la gratificazione di capire che hai scelto un prodotto diverso da quello che avevi mangiato prima perché era più buono, vuol dire che ho centrato l'obiettivo, e Mirella me lo sta dicendo, perché questa pizzetta è più buona di quella che avevo mangiato prima. Ho visto che gratificarli, cioè questi ragazzi arrossiscono, ecco, è arrossito tantissimo, tremava, ma ecco, l'emozione. Ecco, io sono convinta che dobbiamo cercare di far tirare fuori a questi ragazzi l'emozione. E come? Con la creatività? Sino con cosa la tiriamo fuori l'emozione a questi ragazzi? Non con la rabbia, non con sempre i rimproveri, ma magari ascoltandoli. Tu sei un papà, sbaglio? Sì. Anche premiarli. Se uno è bravo, bisogna anche premiarlo, dirglielo. Non puoi sempre dire... no, non si può dire perché deve... No, devi dire se è stato bravo, punto. Sbaglio, Massimo, cosa dici? Sì. Questo rossore, solo perché gli ho detto che questa pizzetta era perché veramente l'ho apprezzata, per me è stata una cosa grande, perché vuol dire che il suo impegno era stato premiato. Beh, anche la tendenza, io parlo da genitore, la tendenza anche con i figli è sempre quella di andare a rimproverare dove sbagliano e mai gratificare dove fanno bene, no? E invece bisognerebbe fare un po' anche l'incontrario, sì. A parte che dappertutto si giudica più una cosa sbagliata di una cosa positiva, no? Giusto? Allora, io non mi ricordo dove ho sentito, se ho avuto ospite, ma è passato tempo fa un grande imprenditore che quando il figlio sbagliava lo premiava. Questo ragazzo diceva: ma come? No, ho preso un brutto voto a scuola, vado a casa e mio papà mi premia.
E una volta, 2, 3, fino a un certo punto gli ho detto: ma papà, perché mi premi? Perché adesso proprio posso premiarti. Un domani, quando tu sarai grande e capace, non sarò più in grado di premiarti. E questo è rimasto talmente impresso a questo ragazzo, così raccontava questo, che è diventato anche lui un grande imprenditore, che ha dato il là perché lui capisse l'importanza di questo premio e del lavoro che stava facendo il suo papà. Non rimprovero, ma premio nonostante il brutto voto. Forse dobbiamo giustamente, tu sei giovane, Cristian, cosa dici? Condividi quello che faceva questo genitore oppure beh insomma anche no? Un po' difficile. Difficile, eh? Sì. Condivido appieno per un semplice motivo, perché io dico sempre, anche quando parlo e mi confronto con i ragazzi della mia età, dico sempre che se magari uno prova con un'operatività, un'attività o mettersi in gioco e dopo gli va male. E succede. E io quando questo succede, perché è successo, sono l'unico a dirgli bravo. Sono sempre stato l'unico a dirgli bravo. Per tutti gli altri gli dicono no, guarda, vedi, non dovevi farlo. Vedi, ti avevo avvisato, dovevi lasciar stare. No, invece bravo perché ti sei messo in gioco. Perché non potevi saperlo finché non hai provato. E già averlo fatto, seppur magari è andato in maniera negativa, però già questo ti premia. Per non essere rimasto lì statico, fermo. Avete capito perché i due sentire diverso di loro due. Lui un po' più avanti con l'età che dice beh premianca no insomma ecco, e invece il giovane che dice forse anche sì, perché forse ti intriga di più, rifletti di più su questo sì invece che su questo no, e questo no e questo sì fanno riflettere. Ecco, forse dobbiamo cambiare questi modi di vedere questi giovani, che magari forse con più sì che più no riusciremo a recuperarli. Allora chiudiamo, ormai il tempo è finito, con la storia delle bollette, però prima ve la faccio leggere, è troppo forte è arrivata ieri al Banco Solidale, mi ha fatto veramente sorridere a proposito di bollette, di rincari. Allora scrive: ciao, sai cosa c'era scritto sulle bollette di novembre e dicembre? C'era scritto stai tranquilla, c'è Mirella. Grazie mille per tutto. Siccome noi a Natale cerchiamo di aiutare i più bisognosi con un assegno per cercare di farli respirare in maniera che possano pagare le bollette, l'affitto, e questo mi ha fatto veramente sorridere, a novembre e a dicembre sulla bolletta era scritto non preoccuparti perché tanto c'è Mirella, perciò riusciremo a pagare la bolletta. Penso un messaggio molto bello, significativo, grazie a loro, questa grande famiglia che abbiamo creato che mi aiuta col 5 per 1000 a far ispirare queste persone, perché ho capito io che va tutto bene la borsa, ma andare a casa con la borsa della spesa bella grande e magari un assegnato che ti puoi pagare l'affitto, fare qualche cura medica, pagare le bollette, respiro anche meglio. Ecco, quanto è importante questi costi per voi che tenete in piedi aziende importanti, Cristian? Ma ad oggi sono fondamentali. Quando magari prima erano solo di costi, potremmo definirli quasi marginali, ad oggi sono diventati invece una spina nel fianco da saper affrontare, perché poi se aumenta il costo della benzina, se aumenta il costo del gas, se aumenta il costo dell'elettricità, anche noi ci troviamo ovviamente ad aumentare un po' l'offerta, per forza, per stare in piedi, perché dopo si vede sempre quello che viene venduto, non si vede mai quello che c'è nelle spese dietro. Quindi si pensa sempre che questa sveglia costi tot, ma non si pensa mai a quanto effettivamente è costato produrla, no? E ad oggi noi dobbiamo essere capaci di giocare con i numeri e cercare anche di essere attrattivi nel mercato. Molto chiaro. Invece sentiamo come ci saluta Massimo Cannello, che ringrazio, perché pensate che il 7 di aprile saranno 16 anni di Banco Alimentare all'interno della provincia. Pensate, 16 anni che abbiamo il Banco Alimentare, e questa mattina Massimo, che ci conosce, non si è dimenticato e mi ha portato il prosecco, perciò brinderemo col prosecco di Massimo Cannello questa importante data, questi 16 anni di aiuti. Perciò ti ringrazio veramente, lo dico pubblicamente perché fa molto piacere questo pensiero verso Mirella e il banco, perché sa benissimo dove porta il vino Mirella. Come ci saluti Massimo, e sempre grazie. Grazie Mirella, e complimenti anche per i 16 anni del banco. Io ti avevo conosciuto appunto anche col banco a Bassano tanti anni fa,
Rinnovo il saluto a tutti i telespettatori e con un invito di venirci a visitare Valdobbiadene perché abbiamo delle colline meravigliose da vedere, un panorama veramente mozzafiato. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Abbiamo ripreso le nostre attività, ma quel ricordo non ci lascerà mai, anche perché è stata una cosa incredibile. C'è anche una delegazione di cittadini di Codogno, paese lombardo della Bassa Lodigiana, a Vo. 18 marzo, giornata in memoria delle vittime del Covid. Per Vo, giornata che porta inevitabilmente a 6 anni fa. Chiusi all'interno della zona rossa i cittadini di Vo che già piangono la prima vittima del Covid, Adriano Trevisan, e presto piangeranno anche l'amico Renato Turetta. Dolore, incredulità e resilienza, perché nessuno molla e qui inizia la lotta contro il virus, con i cittadini in coda per i tamponi, i test sierologici che saranno fondamentali per studiarlo e arrivare a contrastarlo. Direttore generale dell'ULSS 6 Euganea, Patrizia Benini, era allora direttore sanitario e non dimentica la drammatica sera di venerdì 21 febbraio 2020. Venne l'allora presidente Zaia, eravamo tutti noi e fu deciso lì di chiudere l'ospedale di Schiavonia e poi dopo Vo e si fece una mail alle 19:42, rimangono indelebili nella mente di chi poi l'ha fatta, spedita dal direttore sanitario, allora ero io, ma in condivisione con tutti, quindi sono state prese delle decisioni organizzative molto forti che sembravano in quel momento assurde, però col senno di poi sono state decisive. Scienza e forza della comunità, così si uscì da uno dei periodi più difficili della storia recente, con Vo diventato un simbolo. I 6 anni sembrano volati, abbiamo come amministrazione comunale di allora e di oggi necessità di tornare a capire quello che è accaduto e lo stiamo facendo anche guardando al futuro e intessendo delle relazioni che vanno oltre, proprio in memoria di chi non è più con noi, tra le comunità di Codogno in particolare e della Bassa Lodigiana. I due comuni, Vo e Codogno, sono pronti al gemellaggio. Il 21 febbraio lo ha lanciato come proposta il sindaco della città lombarda. Il sigillo arriverà durante la festa dell'uva di Vo a settembre. Nel frattempo, in questa giornata di memoria, si guarda avanti con l'inaugurazione di nuove aule nella scuola del paese dove la vita continua a fiorire. La sofferenza però ha creato una speranza, ha dato forza e sicuramente li ha fatti unire. Credo che questo sia un grande messaggio anche oggi che vediamo quello che sta succedendo a livello europeo e internazionale. I segni li ho ancora dal punto di vista psicologico, ho ancora degli incubi, però le cose che mi ricordo sono soprattutto la dedizione del personale medico e non medico. Il consigliere provinciale è uno di quei tanti pazienti che ce l'hanno fatta durante il Covid, grazie anche al lavoro instancabile del personale medico che, come hanno ricordato il sindaco e il nuovo direttore generale Bizzarri, hanno dedicato tempo ed energie in una situazione che a distanza di 6 anni lascia ancora tracce nella memoria. Proprio per il sindaco, da poco eletto a Cassugana, fu la sfida più grande. Traghettare, accompagnare la comunità in un periodo così difficile, caratterizzato da grande incertezza, perché nessuno di noi francamente poteva immaginare quello che stava succedendo e aveva gli strumenti per poter affrontare, è stato davvero complicato, però credo che sia il momento in cui sono stato più orgoglioso della mia comunità, perché c'è stata una reazione comunitaria straordinaria, dove dai volontari ai cittadini tutti si sono messi all'ascolto e a disposizione per uscire da quella situazione. Il ginkgo biloba, piantumato all'ingresso del padiglione malattie infettive, è così un potente simbolo di resilienza, longevità e rinascita, albero millenario capace di sopravvivere ai disastri estremi come la bomba di Hiroshima. E se al tempo del Covid i medici erano considerati eroi, oggi mancano come l'aria, almeno una cinquantina per le nuove case di comunità che apriranno tra maggio e giugno, ma a Canizzano ne basterebbe uno solo, che però non arriva. Così i prossimi 2 mesi saranno di fuoco per il neonominato direttore generale. Nei prossimi giorni abbiamo già calendarizzato con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per incontrarci e lavorare insieme per poter costruire insieme i percorsi dei pazienti nelle case a comunità e per affrontare insieme, come vi ho detto anche in precedenza, perché ogni attore
del sistema e anche le organizzazioni sindacali dobbiamo costruire, coprogettare con loro questi percorsi qui. Abbiamo davanti un paio di mesi di lavori intensi per progettare anche l'organizzazione, ma nei prossimi giorni ci vediamo e diamo inizio ai lavori. Ed è con vero piacere che questa mattina ospito Roberto Borsato, consigliere sia comunale che provinciale a Treviso. Grazie Roberto, non a caso siamo partiti con questo ricordo triste, specialmente Roberto che poi racconterà, ma ce l'ha fatta. Sì. Roberto ce l'ha fatta, è qui con noi. Saluto anche Sergio Leonardi, presidente AIL, Associazione Italiana Leucemie. Oggi non è solo la festa del papà, ma è una grande festa che si avvicina, questo uova di Pasqua che voi vedete che ha portato Sergio Leonardi per aiutare questa associazione, l'AIL, che è fondamentale. E ti ringrazio ancora presidente Leonardi. Allora partirei proprio da Roberto Borsato. Ecco, questo ricordo, queste commemorazioni che avete visto, perché non bisogna dimenticare, bisogna ricordare per non sbagliare più, per fare prevenzione. Ecco, cosa vuoi dire Roberto? Com'è stata la giornata del ricordo per te del Covid? Allora, intanto buongiorno a tutti e a tutte. È stata un ritorno al passato prossimo, ma comunque un passato prossimo. È un qualcosa che mi ha colpito la mia famiglia comunque, e qualcosa che io riporterò sempre nei miei cuori e nei miei ricordi. Diciamo che dal punto di vista fisico, a parte qualche periodo in cui magari hai ancora i segni dal punto di vista polmonare, perché comunque la malattia ha colpito i polmoni, nonostante tutto, diciamo siamo qua. Io festeggio il 28 aprile i miei primi 5 anni di vita, di nuova vita, e quindi perché sono uscito dall'ospedale dopo 4 mesi, il 28 di aprile del 2021, e ho ricominciato a vivere. Ho tanti ricordi di quel periodo, di tante persone anche a me care che ci hanno lasciato, e la cosa però che diciamo mi ha lasciato un po' di amarezza, che ci hanno lasciato come quasi dimenticati, perché non potevi andare a fare i funerali, non potevi partecipare, e se ne sono andati così con discrezione, io dico. Tanto è vero che ho un'amica che in quel periodo là era in ospedale per altre cose, che anche lei è riuscita a farcela, che organizza ogni 2 anni un concerto alla chiesa di San Nicolò. Quest'anno cade il 25 maggio, se qualcuno con entrata libera, che con coro e degli artisti, con anche degli orchestrali della Felice, per ricordare tutte le persone che sono venute a mancare in quel periodo là. Quindi è già brava, perché oltre all'aspetto economico anche l'aspetto umano. Comunque io ieri ho ringraziato di nuovo e continuerò anche a ringraziare tutti quanti, sia tutto il personale medico e non, perché anche una parola di conforto da parte anche di qualche suora, del medico, degli OS, e anche le persone stesse che venivano là a portarti a prendere gli ordini o portarti da mangiare, hanno contribuito, perché ci vuole anche tanta forza d'animo, perché io quando mi sono svegliato ho detto dove sono, ma soprattutto non riuscivo a muovermi, cioè proprio non riuscivo a muovermi, mi sembrava, oltre i chili, perché ho perso quasi 20 chili, quindi è stata una cosa, ho avuto la fortuna che dal punto di vista della rete familiare mi hanno sostenuto, e ringrazio ancora adesso, ringrazio tutti. Io mi ricordo che appunto sei stato ospite con tua moglie, sì. La quale veramente raccontava il dramma che viveva anche la famiglia, non solo Roberto, quando gli hanno detto guarda, l'ultima volta che lo giriamo, se non riesce stavolta non c'è più niente da fare. E mi ricordo le parole che ti ha detto, poi mi sono rimaste impresse. Ti ha detto: Roberto, è l'ultima volta che ti parlo, cerca di farcela
perché non ci sarà un'altra volta. Devi farcela, devi riuscire. Ecco l'importanza della famiglia, di questa voce, oltre quel silenzio che solo tu puoi capire, solo tu l'hai vissuto, che però questa voce giunge, questa voce che ti dice non mollare, cerca di reagire che ce la puoi fare. Cioè, mi emozionano queste cose perché mia moglie me l'ha detto, l'ho sentito in trasmissione, ogni tanto mi girano, io in quei 60 giorni circa che sono stato in terapia intensiva e anche intubato, quindi io ero sedato, ero completamente... Ho avuto tantissimi incubi, mi sono venuti in mente tante immagini, non sembravano tutte realistiche, perché comunque io le vivevo anche con uno stato d'animo. E quando ho sentito anche mia moglie, quando ho ricominciato a vivere, quando ho ricominciato anche a capire le cose, perché al momento quando mi hanno svegliato, sì, più di tanto non è che ti rendi conto, sono più automatismi che metti in atto. Comunque effettivamente devi avere qualcuno. Io ho avuto la fortuna di avere qualcuno di fianco, vorrei che tutte quelle persone che stanno male avessero qualcuno di fianco come l'ho avuto io, e anche e soprattutto, brutto dirlo, oltre alla medicina ci vuole anche un po' tanta fortuna. Ecco, questo fa capire la reazione del corpo umano. Qui vorrei chiedere a Sergio Leonardi, presidente AI, l'Associazione Italiana Leucemie, questo qualcosa dentro di te che non riesci a capire, che non sai, perché come dice lui ero sedato, ero intubato, però da quel momento Roberto reagisce in maniera diversa, non c'è niente da fare, questa è la verità, sia stata fortuna, non c'è stata fortuna, altre persone... però esatto, Roberto ha reagito in maniera diversa. Ecco, l'ultima possibilità, però la speranza, ecco, la speranza, Presidente Leonardi, che non deve mai mollare, che deve sempre esserci, che devi sempre lottare, devo farcela, devo combattere il nemico. Quando ti diagnostico una leucemia non è semplice, specialmente veramente se neanche te l'aspetti. Prego Presidente, com'è la situazione e l'importanza di queste uova, dell'acquisto di queste uova? Prego. Beh, anzitutto esprimo al consigliere Borsato tutta la mia vicinanza per la sua esperienza, perché è stata sicuramente drammatica. Poi se pensiamo in quel periodo di questa epidemia, pandemia del Covid, se pensiamo alle persone ricoverate in ospedale che non potevano ricevere i familiari, non potevano ricevere visite, eccetera. Quindi l'isolamento, la solitudine, credo che sia stata un dramma per le persone ricoverate, e quindi ecco la mia propria vicinanza per questa esperienza che è stata sicuramente drammatica, ma che adesso vediamo superato ed è qui con noi a parlarne, per fortuna. Malati di leucemia. Ecco, i malati di leucemia sono stati anche loro pazienti che hanno vissuto la solitudine e l'isolamento in quel periodo, perché per forza dovevano stare ricoverati, ma non potevano ricevere le visite dei parenti. La diagnosi di leucemia è una diagnosi che provoca uno tsunami nella famiglia, cioè è una cosa che si abbatte, un trauma così violento che destabilizza la famiglia immediatamente, perché immediatamente pensi che ti stia crollando il mondo. Dopodiché c'è anche passato il primo periodo così di estrema inquietudine, di estrema paura, c'è il periodo dell'elaborazione e c'è il periodo della speranza, come diceva Mirella. In effetti, ecco, la speranza è quella di una guarigione, di una cura, una guarigione che per fortuna oggi trova la leucemia, i linfomi, i mielomi, trovano delle terapie sempre più efficaci, con le nuove terapie che sono meno invasive, meno problematiche anche per il fisico, per la persona che le subisce, le nuove terapie molecolari che permettono, ecco, di dare una speranza di guarigione maggiore. I bambini, l'ho già detto altre volte, i bambini riescono ad avere una guarigione che può andare dal 90 al 95% oggi, e questo ci rassicura perché sono anche più colpiti i bambini da queste malattie, ma per fortuna ecco anche una possibilità di guarigione, proprio perché è un fisico che probabilmente reagisce anche in maniera diversa dell'adulto, riescono a guarire fino al 90-95%. Le uova che da domani vengono proposte in
tutta Italia, in 5.000 piazze, ma in 185 e 180, anzi esattamente, piazze della provincia di Treviso, danno questo segno di speranza. L'uovo è simbolo di rinascita e quindi è simbolo anche di speranza che 600 volontari domani propongono ai cittadini che si avvicinano ai nostri banchetti per prendere l'uovo. L'uovo è per l'AIL una fonte di raccolta fondi importante che ci permette di sostenere tutti i progetti che sosteniamo. La ricerca scientifica, strumenti per gli ospedali, borse di studio, l'assistenza oncoematologica pediatrica su tutto il territorio, le case AIL, il trasporto sociale, l'assistenza in ospedali in day hospital dei nostri volontari, insomma tutti questi servizi che garantiamo gratuitamente a tutti quelli che ne hanno bisogno sono attraverso anche questa raccolta fondi. Quindi, che è fondamentale. Che è fondamentale per noi perché è una, insieme alle stelle di Natale e al 5 per 1000, la raccolta fondi con le uova di Pasqua è una delle 3 fonti di possibilità di raccolta fondi importante per AIL. Quanto è importante, Presidente Leonardi, far capire anche specialmente alla politica, qui abbiamo un politico, anche se veramente dobbiamo andare a livelli più alti, però un passaparola è fondamentale. Roberto Borsato fa parte della Lega da tanti anni, è consigliere sia comunale che provinciale e le manifestazioni vedo sia in comune che anche all'interno della provincia per promuovere anche queste iniziative sono fondamentali. Quello che non, e poi ne parleremo, quello che non si riesce a capire è l'investimento che bisogna fare. Voi avete bisogno di investire grazie al 5 per 1000, però la politica dovrebbe anche supportare quando c'è il bene della comunità. Qui stiamo parlando di salute pubblica. Com'è la situazione dal punto di vista, Leonardi, Presidente, anche di questo supporto? Perché poi dicono ma vai sempre a finire in politica, ma è là che si muovono le pedine importanti. Prego. Io credo che innanzitutto che il finanziamento che deve essere dato alla sanità in Italia deve essere garantito con più attenzione in generale. Credo che sia importante sostenere anche la cura, ma soprattutto lavorare sulla prevenzione e quindi dovrebbe essere maggiormente stanziati fondi per lavorare sulla prevenzione. Ricordo che ci sono associazioni come la LILT, per esempio, altre associazioni che molto operano nella prevenzione, quindi dovrebbe essere non solo affidato all'associazionismo di volontariato o questa forma di prevenzione, dovrebbero essere dei progetti molto mirati che nel passato erano molto più puntigliosi, più attenti e c'erano dei progetti di prevenzione molto mirati. Oggi abbiamo alcuni screening che sono garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, poi dal Veneto in particolare. Parliamo dello screening del tumore del collo del retto, della mammografia, del pap test, e quindi alcuni sono garantiti, però dovrebbe essere garantito un po' di più finanziamento per la ricerca, soprattutto, perché la ricerca è un po' la Cenerentola, non riceve sufficienti fondi e noi credo in generale per tutte le patologie, poi se pensiamo alle patologie rare, alle malattie rare, che per esempio sono delle malattie che non raccolgono nessuna forma di finanziamento perché sono anche in evoluzione queste malattie rare, quindi quello che posso chiedere alla politica è una maggiore attenzione a sostenere la sanità per la cura, per la prevenzione, ma anche per la ricerca. Allora Roberto, come si parlava, anche lui si occupa di politica, l'importanza degli investimenti, sono investimenti importanti. Io so, Roberto sta molto a cuore il sociale, lui è responsabile anche del Parco dello Storga, degli orti sociali, questi diversamente giovani che noi vediamo pochi giovani, devo dire la verità, ma molti diversamente giovani, che cercano la compagnia, di socializzare, di stare assieme, nonostante tanti acciacchi, però sono là che zappano l'orto per raccogliere poco, secondo me, rispetto al lavoro che fanno. Però è un momento di svago, un momento che incontri altre persone, un momento che riesci a staccare la spina. Quanti orti ci sono al Parco dello Storga? Allora, attualmente sono 120 piccoli appezzamenti di terreno.
Abbiamo modificato anche ultimamente sul nuovo bando anche il regolamento degli orti, inserendo dentro anche gli over 35. Questo per avere anche eventualmente un aiuto. Le persone anziane, che di solito erano quasi tutte destinatarie di queste cose, vuoi che per acciacchi, vuoi che non possono più venire, hanno avuto dei problemi a gestire, e quindi abbiamo cercato anche di coinvolgere i giovani anche per dare il loro contributo, e soprattutto, come hai detto te, l'aggregazione. Cioè io vedo per esempio a Treviso, con gli orti urbani che abbiamo anche noi come comune, ci sono delle compagnie che si sono create, nel senso che vanno là, chiacchierano, stanno là, passano una giornata all'aperto. Ci sono anche delle visite di alcune scuole elementari e medie, e quindi c'è anche un coinvolgimento della scuola, seppur piccola, però anche la scuola, in modo tale che io lo vedo più come un servizio sociale che dal punto di vista diciamo economico, perché comunque è più il tempo che perdi che il raccolto che hai, però è un modo come è nato per stare impegnati, per creare comunità, perché i veneti soprattutto siamo bravi nel creare comunità e tante forme di aggregazione, come attraverso le associazioni e tutto il resto. Adesso l'ultimo bando abbiamo ancora, mi dicono, 25 appezzamenti disponibili, quindi invito tutti a fare la domanda, che eventualmente vedremo anche di ripescare coloro che non hanno presentato la domanda entro i termini previsti. Insomma, comunque siamo disponibili. Avete capito l'importanza di quello che sta dicendo? Abbiamo aperto anche i più giovani, abbiamo capito l'assistenza di metterli assieme. Io sono convinta che anche i centri estivi, che io vorrei fare anche con la scuola del fumetto, ad esempio, che abbiamo, questi bambini, anzi direi, voglio proprio farlo vedere sia a Roberto Borsato che a Sergio Leonardi, ecco, le Anguane, ecco, questo bellissimo fumetto che hanno creato, questa scuola del fumetto che spero di portare al Parco dello Storga, perché loro vorrebbero disegnare all'aperto, perché sono sempre chiusi sti ragazzi. Ecco, è stato un inverno molto pesante anche per loro, bene o male, palestra dentro, scuola dentro, sempre dentro, e mi hanno detto: perché no Mirella, venire là, dai Mirella, disegnare fuori in mezzo a questo verde meraviglioso. Ecco, quanto importante è la natura, Presidente Leonardi, in attesa che trovino il fumetto delle Anguane. Credo che... Ecco, vivere anche la malattia però in un ambiente, perché non portare anche questi ammalati al Parco dello Storga? Abbiamo le associazioni di volontariato con pulmini, abbiamo tutto, basta solo far squadra, perché non manca niente, è vero? Basta fare squadra, ecco, creare delle giornate alternative al solito Trantà anche in questo bellissimo posto. Cosa ne pensi, Presidente? Ci organizziamo, Mirella, perché credo che sia importantissimo per i malati avere anche delle attività che li distolgono un po' dal pensiero della loro malattia, ma soprattutto, ecco, rivitalizzano anche le forze che hanno, cioè danno energia. Quello che diceva prima il consigliere Borsato, ecco, gli orti per gli anziani sono terapeutici, è dare vita anche a un ciclo della natura, il vedere che da piccole cose poi la natura ti aiuta, il terreno ti dà dei prodotti, eccetera. Al di là di quanto produci, credo che per loro sia una forma di occupazione, ma anche di toglierli dall'isolamento che hanno e quindi dalla solitudine, e quindi portarli a socializzare, come si diceva, credo che per le persone meno giovani sia terapeutico. Poi, se poi sono anche affiancati da ragazzi giovani, più giovani, allora sono un progetto intergenerazionale che sicuramente rafforza il senso di comunità, insomma, e quindi dà anche valore aggiunto a tutto il progetto.
per i malati sicuramente ci penseremo di fare qualcosa insieme. Anche perché abbiamo per creato portarli... gli orti Obama, che Roberto li ha visti, abbiamo anche già seminato con i miei ragazzi. Bene, dai. E sono orti Obama che vorrebbero, no Obama, l'ex presidente ma orti a base mano, in maniera che chi è anche in carrozzina, senza fare lavori faticosi, magari annaffiando con la canna sta annuffendo. Perciò, Presidente, ti prego di tenere in considerazione, ne parliamo. perché io penso che sono posti dove si deve fare squadra, si deve stare assieme, non dividerci, vero Roberto Borsato? Ecco, lui sa la fatica che sta facendo Mirella per cercare di aggregare. Pensate che abbiamo avanzato l'altro giorno delle piantine di cavolo. Allora non sapevamo dove seminarle perché il terreno, quello grande, è ancora tutto bagnato e il trattore fa fatica, ma bisogna che si asciughi bene la terra, Mirella, prima di fresarla, bisogna che la terra sia asciutta, e ho avanzato e li ho regalati a 2 o 3 anziani che erano là. Degli orti voi doveste vedere, non è la piantina che loro, è il gesto. È il gesto di dire: guarda Mirella, quei ragazzi che ci ha regalato si sono tenuti considerati. Bravo, non è la piantina, cosa vuoi? Erano 15 piantine così, ho detto dai, le regaliamo così i ragazzi, anche loro, ma è apprezzato, è sempre come faccio io, la voglia di osare, di andiamo oltre questo orto, andiamo sull'altro orto a vedere chi c'è, se possiamo aiutare. Non pensi che lo Storga dovrebbe diventare questo? Perché siamo in tanti, ma se ognuno fa il suo, tutti immagino, Ciave, finito tutto, ciao. Roberto invece sta facendo questo, Roberto Borsato. Noi come provincia abbiamo, attraverso il GAL, abbiamo vinto anche un bando e un contributo da parte dell'Università di Innsbruck, e quindi penso che entro un mese avremo la relazione finale di questo studio, perché è nostra intenzione, siccome stiamo parlando di 67 ettari, quindi stiamo parlando di 130 campi da calcio, per dire, è abbastanza, più che un parco, è un bosco, diciamolo così, no? Adesso stiamo vedendo anche attraverso sia l'Università di Padova, sia Veneto Agricoltura, di provvedere a delle manutenzioni importanti per creare ancora di più dei percorsi guidati all'interno. Allora, se riusciamo, perché ci vogliono tanti soldi, perché per fare la manutenzione ci vogliono tanti soldi, se noi riusciamo adesso a fare un certo tipo di lavoro, perché le passerelle sono state sistemate quasi tutte, i percorsi lo stesso, gli alberi, c'è anche un recupero del legname che potremmo fare andare anche la centrale termica che abbiamo là all'interno del parco, quindi ci sono tante cose. Io mi auguro che questa, oltre ad essere un polmone verde per la città di Treviso, si può dire, perché comunque faremo delle iniziative che andremo a giornate ecologiche, qualche, diciamo, come tu hai detto, noi abbiamo dei, non voglio dire degli invalidi, delle persone che hanno delle disabilità, ecco, che hanno delle disabilità, quindi dobbiamo cercare di fare, noi che crediamo di essere a posto e magari non lo siamo, perché ognuno di noi ha certe cose, quindi potremmo fare qualcosa tutti insieme, perché io vedo anche agli orti urbani che loro hanno, se tu passi di là, come lo sai, loro hanno i banconi, si chiacchierano, resto là, e la gente invece di andare a casa, di stare a casa o di andare in qualche bar o di andare là, vanno là, stanno all'aria aperta, che ogni tanto fanno qualche incontro, qualche piccola Mirella che porta qualche bottiglietta anche di prosecco, ecco, visto che aveva la fortuna di averle, allora ogni tanto porto e loro stanno là tranquilli, gara beva poco e dopo pegare a guidare. Abbiamo tante realtà, abbiamo il banco alimentare, quindi là ci sono dei volontari che distribuiscono dei beni di prima necessità, abbiamo il gruppo micologico. 16 anni facciamo di banco alimentare, ecco, perciò inviteremo tutta la giunta e il consiglio
o provinciale, Perfetto. perché penso sia un numero... Abbiamo il gruppo micologico, il gruppo grotte, il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, gli orti urbani, la cooperativa Comunica, che loro fanno un altro tipo di servizio. Comunque tutti insieme, senza nessun primo attore, cercheremo di fare qualcosa per la comunità. Allora andiamo a vedere questa scuola del fumetto che forse grazie a Roberto Borsato riusciremo a portare questi ragazzi al Parco dello Storga. Sono ragazzi di 12-14 anni, ecco, per chi non l'ha visto guardatelo perché sono veramente dei creativi, guardate cosa hanno creato anche con col nostro dialetto, con le nostre parole. Andiamo a sentire. Sull'erba in fior, dormi, dormi, oh bel Putin, come un goto nel sognare, con la luna sopra il pra, finché il giorno venirà. Nina, nana, coe vento, dormi adesso sta, me sento sotto il sasso, sopra il pian, l'anguana te tiene la man, sì, anche adesso sonna que vento, madre sia mi ancora sento, sempre torno al lavado perché mamma mi resto in cuore. Nina nana coe vento, dormi adesso sta, me sento finché il tempo passerà, l'anguana te troverà. Allora, volevo sentire Presidente Leonardi, ecco questi ragazzini, questi bambini che hanno creato questo splendido video, parole anche commoventi, l'amore materno, non a caso il Presidente Leonardi ha detto la maternità, ecco questi bambini, ecco il creativo che però riesce a capire l'importanza. Prego Presidente, come lei... È un lavoro bellissimo questo, credo che i ragazzi possano sempre stupirci a volte quando li affidiamo e crediamo in loro, no? Bisogna valorizzarli di più e dare lo spazio e anche la capacità di esprimersi senza che l'adulto a volte lo soffochi, perché a volte c'è questo tentativo, no? Del dire, beh, ti non te sa niente, sommi, no? Molto spesso c'è questo detto. Tagiti che te si c'è o cresci. Invece con molta discrezione l'esperienza va messa a disposizione e poi se viene raccolta, ecco, lasciamo ai giovani esprimersi. Mi sembrava che questo filmato esprimesse in maniera molto bella, con le parole, con la Nina Nanna, un elogio alla maternità, un elogio alla donna, alla femminilità e alla natura, all'ambiente, all'acqua, insomma è molto bello.
Sai perché, Presidente, te l'ho fatto vedere? Perché penso a quei bambini che sono chiusi in questi reparti con queste malattie terribili nel momento che vengono dimessi. È vero che anche l'area pediatrica, adesso partirà anche il biscottificio, ho sentito, ritornerà anche il biscottificio, hanno cercato di dare il massimo supporto anche come verde, come spazi, come natura. Però nel momento che vengono dimessi, magari metterli assieme a questi ragazzi, a disegnare assieme, a creare assieme su questo spazio, perché abbiamo degli spazi che sono enormi, vero Roberto Borsato? Sì, no. Dove ci stanno tutti, non ci sono barriere architettoniche, perché io ho avuto, lei qua lo voglio dire, sopralluogo dell'ULSS, perché noi abbiamo investito sugli orti, Roberto lo sa, abbiamo messo le griglie in maniera che anche con le carrozzine non ci sia problema, adesso è tutto a posto. Ecco, cercare di staccare la spina in questi ambienti, fargli conoscere altri bambini, mettere assieme, ecco, questa solitudine magari che avvolge anche le famiglie, ecco, cercare di far staccare la spina anche alle famiglie. Pensate cosa vuol dire avere un bambino con questa terribile diagnosi. Presidente, cosa vuoi dire? Allora, i bambini leucemici però sono bambini un po' particolari per il tipo di malattia, perché hanno una fragilità immunologica, sono spesso immunodepressi e quindi molto sensibili anche alle infezioni, quindi bisogna inserirli in un'attività come questa a un certo periodo dello stadio della malattia, quando insomma, possono vivere nella comunità in maniera più normale. A Treviso per fortuna i bambini hanno la scuola di pediatria, quindi hanno degli insegnanti che li accompagnano durante la loro degenza con delle attività non proprio scolastiche, ma insomma più ricreative, più di supporto, più di, diciamo, di attività ludiche, ecco, più che attività scolastiche. Però ecco, i bambini hanno bisogno di essere supportati molto durante la fase della malattia, anche a casa, a domicilio. Difatti abbiamo l'assistenza psicologica anche a domicilio e quindi garantiamo questo proseguimento, questa continuità della loro malattia senza che si sentano isolati e soli. E poi molto spesso ricevono anche le visite dei compagni di scuola, insomma queste interazioni sono create e supportate per i bambini. Certo che è possibile farli partecipare a attività come questa che ci ha presentato Mirella, magari a un certo punto della loro malattia, cercando di far partecipare quelli che è possibile farli partecipare. Può essere un'interazione anche molto positiva, perché bambini magari con un percorso di malattia che stanno accanto a bambini che non hanno questo percorso di malattia può far bene a entrambi. Io sono veramente convinta che grazie a quegli spazi, non a caso, questi spazi una volta erano destinati ai malati mentali. Ecco, non c'erano le pastiglie che ci sono adesso, lavoravano. Io ho la porcilaia, Roberto lo sa, dove c'è anche questo Fulvio diversamente agile, mettiamo così, che voi conoscete perché ve l'ho fatto vedere diverse volte, senza gambe, senza mani, senza naso, ma che fa miracoli. Ecco, è stato chiamato anche dal professor Gerosa, che è stato ospite qui, perché quando ha visto quello che riesce a fare Fulvio ha detto no, questo assolutamente lo devo conoscere, perché veramente può essere una risorsa, la voglia di vivere, di riprendere in mano la situazione. E pensate che, voi ve la racconto, ma la racconto anche al Presidente, veramente Leonardi, quello che è successo con una bambina e con l'integrazione, perché quello che cerco di fare quando è venuta agli orti questa bambina ha visto che Fulvio non ha le mani, ha detto ma come mai non hai nessun dito? E io ne ho, guarda qua, e gli ho detto guarda che sei tu che ne hai troppe, non io che non le ho, sei tu che ne... Questa bambina gli ha detto posso dartene uno? Capite cosa vuol dire da piccoli mettere assieme il mondo della disabilità, che io odio questa parola, col normodotato, questa bambina che non ha paura di toccare Fulvio, che non ha la mano, che qualcuno fa a ribrezzo, no? Io vedo delle volte quando andiamo anche a pranzo, a cena, cioè guardano come qualcosa che dà fastidio, il bambino non nota la diversità. È là il grande, per quello ti dico di iniziare a fare squadre, di portare bambini. Io ad esempio farei una bella RSA agli orti con i diversamente giovani, un asilo con questi nonni, tutti hanno l'Alzheimer o malattie, ci sono anche dei novantenni che chiamano, che sono eccezionali. Roberto, cosa vuoi dire dopo quello che hai sentito?
Un bel impegno ti diamo, vero? No, allora, noi i giovani ultimamente fanno più notizia per i casi di baby gang, per casi così che effettivamente di cronaca. Però abbiamo anche la fortuna, e nessuno quasi ne parla, di avere tantissime persone, tantissimi giovani che si comportano bene, che vanno a scuola, che fanno sport e che sono inseriti nella nostra, io chiamo sempre comunità più che società, perché società è un termine che non mi piace tanto, vedo comunità, perché tutti hanno bisogno di tutti e nessuno può dire di non aver bisogno di nessuno, di qualcun altro. Allora, fare questi percorsi sono, diciamo, positivi, anche perché fra di loro i ragazzini si capiscono e hanno un collegamento. Vabbè, ci sarà sempre il bulletto di turno, che quello deve essere magari individuato da chi gestisce la scuola, e magari cercare di aiutarlo a passare questa, perché non dico di isolarlo perché non è il caso, però passare, cioè di vedere che questo aspetto comportamentale sia più adatto a vivere insieme con gli altri. I ragazzi fra di loro vedo che si rispettano e soprattutto si aiutano, perché io ho avuto anche la possibilità di girare diversi istituti scolastici che sono in capo alla provincia, quelli provinciali, sono circa 40.000 ragazzi e quindi di 40.000 ce ne saranno un pochi che magari hanno bisogno di essere aiutati, ma fra di loro vedo che si rispettano. Sono un po' troppo condizionati da internet, dal telefonino, perché io vedo tante volte attraversano la strada, non guardano neanche se arrivano macchine perché stanno guardando il telefono, con le cuffie? Con le cuffiette, e quindi cerchiamo anche, i genitori devono fare la loro parte, però anche loro dicono non abbiamo tempo, perché effettivamente educare un figlio non è facile, è difficile, perché soprattutto in questo periodo, perché qualsiasi cosa devi andare in trattativa, perché quando tu vai a negare qualcosa che loro ritengono che sia corretto, devi andare in trattativa, e tante volte prevale il fatto ma sì dai fallo, cioè è proprio così. I genitori dovrebbero essere un po' più duri. Io ho avuto modo di partecipare a una riunione di alcuni psicologi comportamentali, dove appunto le famiglie esprimevano questa difficoltà, che tante volte per sfinimento dicono di sì, e invece dovrebbe essere tante volte anche fra coniugi, cioè vai dalla mamma, vai di qua, cioè c'è uno scarica barile, però se noi riusciamo a responsabilizzarli, ben venga, e soprattutto abbiamo un patrimonio che potrebbe essere il parco, che potrebbe essere per tutti, perché è aperto a tutti, perché noi non è che questo sì, questo no, se ci sono persone che vanno a correre la mattina, ci sono persone che vanno agli orti, chi segue qualche associazione all'interno, quindi è un patrimonio di tutti, cercate di usarlo, ecco. Che è molto importante. Allora andiamo a vedere, andiamo a Venezia, questo AIL Viaggio Itaca, andiamo a sentire. Itaca. Prende il largo da Venezia il progetto di AIL Sognando Itaca per aiutare i pazienti con il tumore del sangue ad affrontare al meglio la loro malattia, metaforicamente attraversando il mare, proprio come ha fatto Ulisse. I pazienti oncoematologici si trovano ad affrontare un mare aperto e pieno di insidie, ma durante il viaggio avranno modo di conoscere nuovi territori, relazioni e sentirsi meno soli. Questo è lo scopo di Sognando Itaca, il progetto di AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, in occasione
occasione della giornata nazionale per la lotta a queste malattie. Il paziente è anche qualcos'altro, è persona, ha bisogno anche di progetti di riabilitazione che fanno sì che dopo una malattia così lunga, così difficile, così impegnativa possa riprendere se stesso, trovare la sua identità e andare avanti. La metafora di Sognando Itaca che noi portiamo avanti da 20 anni e che oggi qui da Venezia ripartiamo con un progetto che coinvolgerà tutta Italia è appunto significativa. Un progetto consolidato che quest'anno coinvolge altre 20 sezioni AIL che organizzeranno nel periodo estivo un Itaca Day, durante il quale i pazienti potranno vivere questa esperienza con medici, psicologi, volontari e i loro familiari. Entra in contatto con la natura, entra poi in stretto contatto con le persone che lo seguono all'interno dell'ospedale o l'hanno seguito se è guarito, e dà anche un senso di vicinanza, nel senso che in barca si collabora. Allora, abbiamo visto questo viaggio meraviglioso, sentite quando Mirella parla di natura, l'importanza della natura, qui eravamo a Venezia, perciò il mare, la barca. Prego Presidente. Sì, il progetto Sognando Itaca è un progetto di AIL nazionale, AIL Treviso non avendo il mare non partecipa a questo progetto perché partecipano le AIL che hanno la loro realtà lungo il mare, e permette ai ragazzi di vivere una giornata di vela seguita da operatori addestrati eccetera, quindi una esperienza estremamente impegnativa e che dà l'idea anche del viaggio, del percorso che uno si fa, quindi anche come metafora è quella di Sognando Itaca, insomma l'idea del viaggio e del percorso un po' collegato al percorso della malattia. Ci piacerebbe molto poterci partecipare, ma noi purtroppo non avendo mare nella nostra provincia non possiamo farlo. Beh, ma noi altri abbiamo il Sile che va nel mare, però potremmo pensare a fare non va nel mare, un Sognando Itaca lungo il Sile, potrebbe essere con i canottieri del Sile, magari coinvolgerli, potrebbe essere un'idea di fare qualcosa di simile a questo. Un bel viaggetto sarebbe importante. Un'altra cosa importante andiamo a vedere, perché quello che stiamo parlando è per far capire l'importanza anche di questi ragazzi, di cercare, come diceva Roberto, di capire da che parte andare a parare con quelli che veramente hanno alzato l'asticella. Andiamo a vedere questo tavolo violenza a scuola, andiamo a sentire. Prima di tutto chiederò un incontro al prefetto e al questore proprio per fargli presente la situazione del centro studi, che è una situazione che già loro conoscono, ma noi abbiamo il bisogno e la necessità che sia un centro studi presidiato sempre e costantemente fino alla fine dell'anno scolastico. Come sindaco mi sono preso l'impegno, assieme anche all'assessore Bizzotto, di portare la tematica sul tavolo d'ambito, quindi perché non sia solamente un problema di Bassano ma di tutti i comuni del territorio. C'è la volontà anche di trovare delle risorse per rafforzare la figura dello psicologo all'interno di ogni singolo istituto. Punti precisi che si è prefissato il sindaco di Bassano Nicola Finco a conclusione dell'incontro, che ha coinvolto oltre all'amministrazione anche i genitori, dirigenti scolastici e polizia locale. Un'occasione per capire insieme come affrontare concretamente la crescente violenza nel centro studi, cercando soprattutto di far capire quanto sia importante conoscere i rischi cui vanno incontro i diretti interessati. Presa d'atto che le conseguenze saranno molto dolorose, non solo per i ragazzi che si rendono responsabili di questi fatti violenti, ma per le loro famiglie. La paura è quella che questi episodi che si stanno acuendo siano una sorta di apprendistato alla criminalità che passa proprio per il centro studi. Se il fenomeno si protrae negli anni, il rischio ovviamente ci può essere, quindi anche pochi elementi, poche situazioni potrebbero insomma determinare
dei cambiamenti di situazioni problematiche. Su una cosa non transigono i genitori. I ragazzi devono venire al centro studi tranquilli e andare via dal centro studi più tranquilli ancora, e le famiglie devono essere molto consapevoli che questo è il nostro intendimento e questo deve succedere. Anche se su tutto resta fondamentale l'ascolto dei giovani, soprattutto di quelli più problematici, con famiglie assenti, coinvolgendo i loro coetanei. Qualche genitrice prima ha insistito sul peer-to-peer, cioè l'importanza dello sguardo dei coetanei sugli adolescenti. Quindi questo è importantissimo, dobbiamo essere consapevoli, perché altrimenti noi reputiamo di essere in grado di risolvere una situazione da adulti, e invece veramente per crescere un ragazzo ci vuole un paese intero. Allora, Roberto Borsato, cosa diciamo a questi ragazzi, magari quando hanno finito, portarli allo Storga a lavorare, a zappare, a sudare, perché già il problema è dopo una giornata di lavoro voglio vedere se che tutta sta voglia di fare ancora i ribelli, prego. Sì, effettivamente è un problema della nostra società, mettiamola così, è un difetto, ecco, mettiamolo, non un problema, perché tutte le cose con la buona volontà si possono risolvere, diciamo, se non in tutto, in gran parte. Con i miei colleghi ne avevamo parlato una sera di questo, diciamo, atteggiamento aggressivo che hanno alcuni, perché sono tutti ragazzini che vanno dai 12 ai 16 anni, diciamo, quella è l'età, una volta dicevamo, della stupidera, cioè voglio dire, hanno sempre ragione, non puoi dire di no. Ho detto di mettere un periodo di riflessione quando uno sbagliava, quindi vuol dire interdizione a internet e levargli via tutti i benefit, quindi dalla paghetta al telefonino, in modo tale che si rendano conto che non tutto è dovuto, perché loro nel loro mondo dicono ma tanto, no, tanto niente, perché oltre a te ci sono anche gli altri, e la miglior cosa è cercare di rispettare gli altri e la libertà degli altri, in modo tale che tu fai le tue cose e nessuno ti dice niente. C'è tanto da lavorare, soprattutto la famiglia, però la famiglia in questo contesto deve essere supportata, perché da sola non ce la farà mai, perché vuoi per esigenze lavorative, perché adesso bene o male lavorano tutti e due i coniugi, mentre una volta lavorava solo il capofamiglia, e dopo devi avere la fortuna che, come diceva sempre mia mamma, che io gli dico le cose che devono fare, spero solo che quello che gli dicono quando sono fuori di casa le facciano. Lo mettono in pratica. Allora andiamo a vedere questa casa a via Foschiati a Trieste, perché anche il nostro presidente Leonardi avrebbe questo desiderio, sta cercando una sede, perciò chi vuole aiutarlo, ecco, perché è una sede molto importante per dare ospitalità anche alle famiglie che hanno questi pazienti. Andiamo a vedere questo servizio. La sede di Trieste è nata nel 2012. 13 anni, sono molti da una parte ma sono pochi da un'altra. Ce l'abbiamo fatta e siamo veramente orgogliosi di questo successo, perché potremo offrire anche noi alle persone che ne hanno bisogno un alloggio e una sistemazione provvisoria. C'era soddisfazione stamani fra i vertici provinciali dell'Associazione Italiana Lotta alle Leucemie e Linfomi. Il Comune ha infatti concesso in comodato gratuito un'unità immobiliare di 166 metri quadrati al primo piano di via Foschiatti 3, che sarà utilizzata per le attività istituzionali dell'associazione, orientamento ai servizi sanitari, promozione di iniziative a sostegno della ricerca, ma anche al supporto dei pazienti e delle loro famiglie. L'inaugurazione di questa casa AIL, finalmente anche a Trieste, permetterà a pazienti o ai familiari che provengono da fuori città di poter avere un appoggio. Questo è molto utile soprattutto per quei pazienti che non devono essere ricoverati, ma che possono fare le cure in regime di ambulatorio o di day hospital. Da molti anni riceviamo supporto finanziario per acquisti di attrezzature, per sostentamento di progetti di ricerca, quindi c'è una fusione con l'associazione italiana
che è importante con la sezione di Trieste. Il gesto del Comune, che trova fondamento nella disciplina del terzo settore, assicura un punto di riferimento stabile e facilmente accessibile per le attività dell'associazione, rafforzando nel contempo l'attenzione nei confronti di chi affronta un percorso non facile. I servizi sociali prestano cura e attenzione alle persone, qui si fa qualcosa in più, qui si presta cura a chi a sua volta presta cura ad altre persone, una vera meraviglia, un orgoglio per la nostra Trieste. Inoltre l'intervento si inserisce in una strategia più ampia da parte del Comune per la valorizzazione delle sinergie fra istituzioni e società civile. Tenteremo sempre di più di incrementare questa collaborazione tra il Comune, tra le istituzioni, il Comune in primis e tutte le varie associazioni private per far sì di trovare una collaborazione per migliorare i servizi per la collettività. La concessione ha una durata iniziale biennale ed è rinnovabile fino ad un massimo di 4 anni. Allora, Presidente Leonardi, anche qua a Treviso si sta cercando di fare questo, prego. Intanto diciamo che anche AIL Treviso ha la fortuna di avere una casa che può ospitare, un alloggio che può ospitare i familiari di pazienti che provengono da fuori provincia e in questo momento è occupata appunto per persone che vengono o a fare il trapianto, quindi per i familiari, i pazienti che vengono a fare i trapianti di Treviso, oppure per pazienti che vengono fuori provincia e che hanno la necessità di trovare un alloggio per assistere i propri cari. Abbiamo anche 2 case vacanze, una a Chiesa del Pago e una ad Una Verde, dove ospitiamo per il periodo estivo una settimana con continuità, una settimana la famiglia di un paziente leucemico, e sono sempre ospitalità gratuite che AIL può garantire con i fondi raccolti. Ecco, la nostra idea è di pensare al futuro, di trovare una sede vicina all'ospedale, quindi comoda anche per arrivare, per i familiari che vogliono arrivare, una sede per l'AIL che possa anche inglobare un paio di alloggi per le famiglie. Ecco, questo che stiamo un po' cercando, e speriamo, ecco, che il messaggio possa essere raccolto da qualcuno e magari per aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Grazie veramente, grazie a Sergio Leonardi, Presidente AIL. Sentiamo come ci saluta il consigliere Roberto Borsato, anche dopo aver sentito anche Sergio Leonardi. Magari non si sa mai che questa richiesta, magari visto con tutte le ville che abbiamo a disposizione chiuse, perché è tutto un passaggio tra provincia, Cassamarca, comune, Cassamarca, provincia, ma penso a Villa Franchetti, magari non sarebbe male, Villa Margherita, scuole chiuse, ma chissà che non salti fuori qualcosa. Prego. Beh, mi auguro di sì per tutte le iniziative volte a tutelare la nostra comunità. Diciamo che a me fa piacere, anche vedo adesso il Presidente che tanti anni fa ci frequentavamo e quindi a distanza di una quarantina d'anni ci rivediamo un'altra volta. La Mirella fa ste robe. Abbiamo scoperto di esserci conosciuti tanti anni fa. A me fa piacere queste trasmissioni perché mettono, il dito e anche magari anche sulla piaga di problemi che la nostra società sta vivendo e quindi noi dobbiamo essere molto più attenti a cosa ci succede intorno, senza magari girarci dall'altra parte, perché tante volte è l'indifferenza che fa più male della malattia stessa. Quindi ben vengano tutte le iniziative volte a preservare la nostra società, il nostro nucleo familiare, la nostra rete familiare. Un grosso augurio a tutte le persone che hanno la sfortuna di passare questo periodo della propria vita avendo delle patologie mediche importanti, e le abbraccio tutti, sia le persone malate che tutte le persone che gli stanno dando una mano. Grazie anche a Roberto Borsato. Abbiamo anche ricordato questo Covid che forse ci eravamo un po' troppo presto dimenticati, ma che ha insegnato anche certe cose. Grazie anche a Sergio Leonardi, Presidente AIL Pubblicità.
presento un graditissimo ospite per Mirella, che è Iva Palasgo, pensionato, già imprenditore, perciò chi guarda Fox lo avrà visto tantissime volte, ma soprattutto è uno che non ha peli sulla lingua, che dice come piace a Mirella quello che pensa, che non ha il bavaglio, che poi fa delle riflessioni, poi ognuno a casa fa le proprie, però è giusto anche sentire le varie riflessioni. Io volevo sentire Iva Palasgo riflessioni sul tema che preoccupa molto, che sono questi imprenditori. Questa mattina ho avuto 2 imprenditori che si occupano di ristorazione, si occupano di vini, di cantine, e quello che devo dire, Palasgo, è che vedo i giovani che sono tutto sommato ottimisti, credono nel proprio lavoro, credono nel proprio futuro. Il problema è che bisogna accompagnarli dolcemente e non farli atterrare poi violentemente, perché con quello che sta succedendo sono anche bravi a essere ottimisti. Prego Palasgo. Beh, intanto buongiorno a tutti, grazie Mirella dell'invito, è sempre un piacere incontrarti, sai che ti stimo molto. Grazie. No, per venire al tema, io siccome ho 3 figli maschi, i quali finora, dico una cosa che non gliene fregherà nulla ai nostri telespettatori, però dai, dammi licenza di dirla lo stesso, perché è una cosa mia personale e intima, però la voglio condividere, i quali mi hanno dato finora 3 nipoti maschi anche loro, non ne posso più. Finalmente il più piccolo dei miei figli, che poi è alto 2 metri, è il più alto di tutti, a luglio mi darà la prima bambina, la nipotina. Grazie. Quindi ho molta gioia, perché io quando vedo le bambine che hanno dai 4 ai 5 anni, 6, dopo crescono, no, ma allora non mi danno più la stessa emozione. Io impazzisco, divento matto per le bambine, vabbè, quindi ne avrò una nipotina. Finalmente arriva la femmina in casa. Detto Palasgo. questo, che sono affari miei personali, e mi scuso se li ho tirati fuori, per venire alla tua questione, appunto dicevo, siccome ho 3 figli, ho una discreta panoramica delle emotività dei miei figli, della loro progettualità, in cosa sentono, eccetera, e ti confermo che effettivamente, anche per definizione, un giovane è sempre ottimista e positivo, perché se non è ottimista un giovane che guarda al proprio futuro, di solito quando si ha 17, 18, 20 anni, pare che il tempo non passi mai, no? Ce lo ricordiamo, te lo ricordi, quando ha 17, ma quando sei che arriva il 18, che faccio quello che va. Dopo passati i 30 il tempo va sempre molto più veloce di come si dovrebbe. Al di là di questo, io, siccome hai detto che non ho avuto il piacere di ascoltarli perché ero fuori, però visto che avevi 2 ristoratori qua, no? Allora, un ristoratore e un viticoltore. Perfetto. Allora qua mi permetto per esempio di dire che uno dei miei 3 figli gestisce un ristorante in centro a Bassano, anche molto rinomato, perché è bravo, parlo del mio, ogni scarafone è bella mamma sua, d'accordo, però obiettivamente vedo che si impegna molto nel suo lavoro, gli piace, sta in cucina, il socio sta in bar, e quindi, perché sono 2 soci, no? Quindi lui ci ha messo, loro 2, perché sono 2, lui e un suo amico, ci hanno messo entusiasmo, cioè. Poi cosa è successo? A me mi ha telefonato parecchie volte, soprattutto nel periodo del Covid, pare che le istituzioni, a cominciare dal comune, dalla questura, da altre istituzioni, facessero di tutto per ostacolarlo. Ancora oggi lui non si sente
protetto e garantito dalle istituzioni nella sua attività, attenzione, senza uscire dalla legge, per carità, qua non stiamo parlando che qualcuno magari non fraintenda che mio figlio vuole fare cose strane, no, stando dentro le regole. Però guarda, te ne dico una, lui ha il plateatico come la quasi totalità dei baristi, no? Dei locali, anche perché essendo il suo locale molto piccolo, se non avessi il plateatico non potrebbe avere quel volume di clientela che gli consente di vivere e di stare in piedi, no? Arrivano gli alpini, la consegna del cappello qualche giorno fa, piazza chiusa, via plateatico, togli tutto, togli sedie e tal, perché arrivano gli alpini, siano i benvenuti, per carità, che sono anche brava gente, li conosco parecchi alpini, sono persone splendide, però cioè, io pago il plateatico per tutto l'anno, una certa cifra, quindi tu comune mi affitti uno spazio pubblico che, siccome è pubblico, è giusto che io paghi, perché pago, i soldi vanno alla collettività. Tu non puoi una volta gli alpini, una volta il mercato, una volta la sagra, una volta il Brusaveccia, una volta che c'era... è un tormento. Allora, questo per dire, si fa presto a dire che i giovani sono il nostro futuro, sono la nostra speranza, non fanno figli, ci lamentiamo giustamente che io un incremento al tasso demografico credo di averlo dato. Già dato, Palasco ha già dato. Ho già dato, ma effettivamente, ma però cioè, non è il buono Pannolini di 500, cosa vuoi che gliene freghi a una coppia giovane che gli dai il buono asilo con l'ISEE, 500 euro, 1000 euro, ma se diamo 1000, ma chi se ne frega? Il problema è che un bambino da quando nasce, non ho bisogno di dirlo ai nostri telespettatori, da quando nasce a quando diventa abbastanza autonomo per andare a lavorare e mantenersi da solo, è una spesa continua, costante, continua, e se una coppia giovane non si sente serena, non si sente garantita, non vede per il futuro, non si arrischia a mettere al mondo figli. È inutile che la meniamo tanto. Allora, o sei incosciente, li fai perché magari hai il televisore rotto, non sai cosa fare, fai un figlio, no? La sera, no? Vabbè, ci sta. Meglio fare un figlio che guardare certi programmi TV. Allora, o sei incosciente, ma se sei razionale, se rifletti, è comprensibile che una coppia giovane abbia delle paturnie, dei problemi, dei timori, non si senta sicura, metto al mondo un figlio, su che società lo metto? Ma Palasco parla di una cosa che a Mirella sta molto a cuore. Io ero un'imprenditrice, ho avuto negozio, ho fatto parte anche di un'associazione, Treviso Viva Abbigliamento, era uno dei negozi più conosciuti non solo a Treviso ma nel Triveneto. Il problema è che dice Palasco è molto vero, nel senso che lo vedo anche oggi. Qui abbiamo avuto ospite la Presidente di Imprese Unite, che sono giovani commercianti, ecco, che non ce la fanno più per i vari motivi che dice Palasco. Io mi ricordo quella volta che siamo andati in comune con una rappresentanza molto importante di commercianti, perché avevano rotto le strade, e un commerciante in particolare storico, non solo le strade, aveva un buco davanti all'entrata enorme. Allora giustamente ha chiesto: ma io come faccio a lavorare? Cioè non è possibile, non è un mese che dura, ormai sono tanti mesi, non ce la faccio più. E la risposta all'epoca del sindaco, che adesso non c'è più, pace all'anima sua, è stato: cambi lavoro. Allora voi capite che la Mirella, che ha vissuto quello che sta dicendo Palasco, è molto importante. Io sono Ivan. Perché? Perché questa Presidente sta dicendo le stesse cose che si dicevano
40 anni fa. Nel senso, se voi fate le manifestazioni e non le concordiamo assieme, ci casca il morto, nel senso che i negozi chiudono perché alla fine uno non resiste. Allora ieri trovavo una persona che mi diceva: ma Mirella, abbiamo il Montello, abbiamo il Parco del Sile, abbiamo il Parco del... ma deve venire proprio ancora tutti in Piazza dei Signori con tutti i spazi che avevamo, perché poi alla fine, come dice Palasco, un colpo agli alpini, un colpo a corsa, un colpo a sport, un colpo, sono colpi mortali alle attività commerciali. Però questo ancora non si capisce, perché la visibilità deve essere sempre dentro il centro storico, che non ha parcheggi, che non ha infrastrutture, e queste persone non ce la fanno. Perciò Palasco, ti ringrazio per aver sollevato il problema, perché è un problema reale che la politica prima o poi dovrà capire, perché se c'è la desertificazione dei negozi è per questo motivo. Guarda, è per questo motivo. Prego Palasco. Perdonami se mi inserisco nella ragione. Non è solo colpa della politica. Ogni cittadino, ogni persona deve farsi un esame di coscienza e deve riflettere, perché ciò che accade nelle macro grandezze è la sommatoria di ogni piccolo nostro gesto, è la sommatoria di tutte le piccole cose che facciamo noi. Abbiamo un problema di desertificazione dei centri storici. I centri storici delle nostre città, dei nostri paesi, desertificano perché i negozi chiudono. Non serve a niente fare 3-4 volte all'anno la manifestazione nel centro storico, poi dopo i nostri sindaci o assessori di qualsiasi colore, qua non c'entra niente, si riempiono la bocca. Abbiamo fatto la manifestazione per rivitalizzare il centro storico. Sì, finiti quei 2 o 3 giorni che organizzi, fai, dopo disorganizzi perché devi liberare gli spazi, tutto torna come prima. Allora, se un centro storico si desertifica, io vorrei che i nostri telespettatori riflettessero su una cosa: a chi andrà in mano quel centro storico? Ai pensionati che porteranno in giro le carrozzine con i loro nipotini appena nati? Andrà in mano ai ragazzi e alle ragazze che vanno in piazza a corteggiarsi, come giusto che sia alla loro età, fanno le vasche, si corteggiano, è normale. Andranno in mano a sta gente o andranno in mano a spacciatori, a sbandati, ad accattoni? Allora, se quello che io vorrei invitare i nostri telespettatori a riflettere, farsi davvero un esame di coscienza, se per risparmiare 5 euro io devo, sta penna invece di comprarla sul negozio che è in centro e che quindi do da vivere al negozio, la ordino su Amazon. Allora fatevi un esame di coscienza. Siete soddisfatti che avete risparmiato 1 euro su questa penna perché l'avete comprata su Amazon e poi però quando uscite di casa trovate, posso usare un'espressione volgare, me ne dai licenza? Un pochino. Trovate la merda attorno a voi. Scusatemi, ma quando ci vuole, ci vuole. Perdonami Mirella, chiedo scusa ai telespettatori per la mia volgarità, giuro che non ne dico più. E dopo non potete lamentarvi. Sì, il problema, no, scusami. Però, no, aspetta Palasco, perché se bisogna anche confrontarsi. Certo. Quello che dici tu però è dovuto anche che non hanno veramente impegnato i soldi su quello che è necessario, che sono le infrastrutture. Allora, io per arrivare in centro storico devo avere anche la possibilità di arrivarci. Io ti posso garantire, almeno qua nella mia zona, che se uno vuole andare a vedere o bere qualcosa dopo le 9 di sera non ti porta più nessuno se non te do pari a macchina. No. Non sì, sì, no, è vero. Ecco. Se devi andare a fare una visita anche in una struttura ospedaliera,
Un disastro, ecco, penso alla prima periferia dove ci sono delle riabilitazioni importanti. Allora, cosa succede? Treviso, no? Sì, cosa succede? Succede che io mi devo adattare, perché arrivare in questi centri storici è sempre più difficile. Perché quelli che parlo, io lo dicevo tanti anni fa, di pedonalizzazione, sono quelli che hanno i garage dentro in città, con l'attico, qua piscina, qua vasca da bagno che c'è un'altra piscina, e dopo c'è quelli che dice che non sta da bere i fiori perché ti consumi massa acqua. Allora capite bene che 1 + 1 fa 2. Allora o vogliamo capire proprio la bellezza, la fortuna che abbiamo dei nostri centri storici in Italia, la creatività, le famose botteghette che il turista impazziva per venire a vederci. Adesso mudande e calzetti tutti i compagni dappertutto. Questa è la verità. Perché chi se ne frega dell'artigiano, del commerciante? È la multinazionale che ne pagava tasse fino all'altro giorno, adesso che comincia a pagare in un poche, però è stato colpito il cuore pulsante italiano, che è la creatività dell'artigiano, del commerciante con la sua storia. Prego, Palazzo. Ti faccio una domanda e la faccio ai nostri telespettatori, che possono anche intervenire. Bene. Allora, pongo una domanda. Se qualcuno a Treviso, piuttosto che a Venezia, piuttosto che a Mestre, a Mira, mi vengo da Oriago, perciò. E quindi no. Allora, Graziella da Mestre, sta fermo, vai, tu visto? Graziella da Mestre, vai Graziella. Ciao Mirella. Ciao cara. Buongiorno al suo ospite, che io lo ammiro molto. Buongiorno. Mi piace ascoltare alla sera specialmente, ma non sono capace di citare le parole sotto che il dottor Valciale, non sono capace. A vederlo qua oggi mi riempie veramente il cuore di gioia, perché mi piace proprio questo signore, proprio veramente oggi. Sono via dal mercato nostro qua di Santa Barbara, che c'è il giovedì, e appena arriva a casa accendo e lo vedo lui, che bella cosa, veramente, adesso me lo prendo subito. Comunque, belle parole, bello tutto quanto, e continui così, non mollare, sai Mirella, ciao, un bacio, ciao. No, Graziella, grazie, mi sei chiamato, non ho risposto, perché ha detto che non riesce a mandare i messaggi, non è capace, ecco, non è capace, allora è tutta contenta perché con Mirella invece possono chiamare e parlare. Prego, Pallasco. No, stavo dicendo, se a qualcuno di noi, alla signora Mirella, Graziella, chiedo scusa, a Graziella, a te, a Mirella sei tu, abbiamo bisogno di un falegname. Un falegname. Dove andiamo? Se rompe una porta, una toia, qualcosa. Se rompe un velo, abbiamo bisogno di una vetreria. Ma adesso ditemi, riuscite a trovare un falegname nella vostra zona? C'è un falegname? No. Perché? Perché Ikea ha fatto chiudere tutti i falegnami. Allora i tordi, siccome Mirella io non sono in politica, non cerco voti, non mi devo candidare a nulla, io sono un uomo libero di dire quello che penso nel rispetto di tutti. Quindi se dico che i miei concittadini hanno anche comportamenti da tordi, lo dico, poi dopo posso essere simpatico o antipatico, non me ne frega nulla, perché i tordi hanno bisogno di qualcosa. Andiamo all'Ikea che costa poco, ma primo, se costa poco nessuno ti regala niente, perché è poco, primo. Secondo, la gente lo sa l'Ikea come e quanto paga le tasse, soprattutto dove le paga. Fermo, perché se Lorenza da Mestre ti gaccia mai, o no? Lorenza da Mestre, vai Lorenza! Allora, volevo chiedere, fare un quesito più che altro anche al suo ospite, che io praticamente seguo Focus e la Mirella. Volevo esprimere questo quesito. Io abito a Mestre Centro e negli ultimi 2 anni, 3 così, vedo che purtroppo gli artigiani, i piccoli commercianti chiudono per la disperazione, però poi dall'altra parte noto queste facilità di apertura dei negozi. Io ripeto, non sono
una che ce l'abbia qui a comunitari, se pagano le tasse, ben venga. Però vedo questo proliferare praticamente di queste aperture di supermercati. Io nella mia viuzza, che abito in via Mestrina, sono circondata da 4 supermercati bengalesi. Con questo ho detto tutto. Poveri italiani, grazie. Aspetta, ascolta, tranquillo Lorenza Pelasco. è ancora in linea? No, prego. Beh, vabbè. Siamo veloci noi altri. Sì, perché no, per carità. No, volevo chiedere a Lorenza, che saluto e che ringrazio per la sua telefonata, volevo chiedergli a Lorenza, si ricorda Lorenza di che cos'era Piazza Ferretto fino agli anni 2000, vorrei dire, negli anni 70, 80, 90. Abbiamo iniziato dal 2008 ad andare in crisi. Brava. Cioè, a Piazza Ferretto, io me lo ricordo bene, partivamo noi che abitavamo fuori Mestre, quindi da Mira, da Oriago, in pullman, in corriera. Noi quando avevamo 17-18 anni io ho studiato a Mestre, poi la domenica tornavo a Mestre perché si andava in Piazza Ferretto a fare le vasche. Probabilmente le facevano anche a Treviso, io non sono mai stato, ma allora ci facevano, ma sai quanti matrimoni sono nati dalle vasche? Prova adesso ad andare a fare le vasche, la sera, il pomeriggio, prova adesso, tra i Maranza, tra i drogai, gli accattoni, allora, sti giovani, quelli sani, dov'è che vanno? Dove vanno? In discoteca si va alle 11 di sera. Minimo. E si comincia a ballare a mezzanotte. Anche a luna. Quando andavo io a ballare, allora non c'erano discoteche, c'era il complesso, c'erano le sale da ballo, no? Perché ahimè so vecchio e quindi ma quando andavo io, si andava la domenica, si entrava alle 3 del pomeriggio, alle 7 di sera venivamo fuori, ci trovavamo al bar, noi ragazzotti facevamo la partita di biliardo, alle 10 si andava a letto perché il lunedì bisognava andare chi al lavoro, chi a scuola, cioè mi pare che fosse stata una vita, un modo di vivere, ci si divertiva. E tanto? E tanto, perché non è che c'erano Tumbani, Baucotti che non si divertivano. Fermo perché c'è Gianfranco Valeri da Cessaggio, sono Cascalinea, vai Gianfranco! No, vedo, dove? Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Che piacere sentirvi. Buongiorno al suo simpatico ospite. Ecco, io sono un anziano come lei. Ecco, prima lei ha citato Amazon. Ecco, invece l'Italia ha sviluppato grazie ai commercianti. Io vivo in un piccolo paese, negli anni 70 nel mio piccolo paese di 4.000 abitanti con 2 frazioni c'erano 13 generi alimentari, 13 casuin, cioè c'erano le 3 macellerie, c'erano 7-8 sartori di professione, c'erano le sarte, c'erano i calzolai, c'erano 5-6 giochi a botte, c'era tutto, non mancava niente, e senza soldi. Sa cosa andavamo a fare la spesa? Con il libretto. Bravo, lo stavo pensando. No, adesso che hanno indebitato con 110 porti e cani, ha capito che i nostri figli o i nostri nipoti pagheranno a non finire. Perché non hanno coraggio di dire queste cose? Buongiorno e grazie e buon lavoro. Buongiorno, grazie. Sì, che grande famiglia che avevamo qua. Prego, veloce, siamo in chiusura a Palasco, però inviteremo ancora a Palasco. Grazie, volentieri. No, anche sta telefonata qua, cioè allora, io mi ricordo quando ero ragazzino, avevo avuto 6-7 anni, mia mamma, io non mi vergogno di dirlo, andava a fare la spesa a 40 metri da casa di mia mamma, c'è il negozio di alimentari. È Casuin. E mi ricordo che la ragazza, che poi era amica di mia sorella, quindi
aveva sul banchetto della cassa aveva una scatola così lunga di legno con tutti i libretti in piedi, no? Perché la gente andava a fare la spesa col libretto. Era quel microcredito, perché poi alla fine, e pagavano quando? O al 27 del mese chi prendeva lo stipendio al 27 o al 15 del mese chi lo prendeva al 15. Quando prendevano lo stipendio andavano e pagavano. Non è che nessuno lasciava chiodi, salvo qualche caso, va bene, ma la gente poi pagava. Eravamo poveri, Mirella, poveri. Però io vengo da una famiglia operaia, mio papà faceva l'operaio, mia mamma la casalinga, curava i figli e la casa, eravamo poveri, però io non ho mai fatto fame, non sono mai stato al freddo e c'era un modo diverso di porsi e di lavorare. Adesso, cioè, qual è il messaggio sociale che partono da certe, non tutte, ma da certe televisioni, soprattutto quello di Mediaset oppure la stessa Rai, che vergognosamente ci chiede l'abbonamento Rai annuale e se lo prende in bolletta dell'Enel, bolletta elettrica. È un regalo che ci ha fatto il signor Matteo Renzi questo, ce le dimentichiamo le cose. E uno si chiede, ma tutti i soldi che diamo alla Rai dove vanno a finire? Visto che c'è Fininvest, per esempio, su cui io non do giudizi buona e cattiva, ognuno dà il suo giudizio, ma non mi risulta che Fininvest chieda l'abbonamento a nessuno. Eppure raccoglie la stessa pubblicità che raccoglie la Rai e vivono tranquillamente. I soldi che diamo alla Rai dove vanno a finire? Come li spendono? I partiti come hanno lottizzato la Rai? Vabbè, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Molto lontano. Il messaggio, qual è il messaggio sociale che passa attraverso la televisione? Isola dei Famosi, Grande Fratello, adesso è partito il Grande Fratello VIP, sento dei telegiornali perché non è che io vada a guardare, e poi Fedez e la Ferrari. Cosa fai tu il blogger? Io devo ancora capire che lavoro è il blogger. Sarò ignorante, sarò vecchio, sarò bauco, influencer, quando io avevo 15 anni ci trovavamo in bar la sera a bere il caffè, i miei amici, quelli che non andavano a scuola, io invece ho studiato fino all'università, ho avuto sta fortuna, altri no, o per scelta andavano già là, parlavano della Mount Edison, del petrolchimico, di come si facevano impianti meccanici. C'era nel nostro piccolo anche un trasferimento di conoscenza, di know-how, di amore per il lavoro. Amore per il lavoro, in bar, ragazzetti da 17. Senti Palazzo, come dobbiamo correre? Come vedi la politica in questo momento? C'è stato un cambio molto importante anche in regione, a livello nazionale c'è questa Presidente che sembra piaccia molto agli italiani. Come vedi la situazione? Cosa sta facendo? Come si stanno muovendo? Siamo in fascia di par condicio, quindi non dirò nulla. E ora meglio così. Silvia Dottore Belvicino, abbiamo Silvia, vai Silvia. Buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Che mi è molto utile, e volevo complimentarmi con il signore che sta parlando. È quello che avrei voluto dire io, però siccome mi emoziono e non riesco a parlare, grazie, allora volevo Silvia. fare complimenti al signore, proprio bravissimo. Grazie Silvia. Niente, guardi, sono io che devo ringraziare lei, sta proprio dicendo quello che pensano i cittadini. Grazie Silvia, ti voglio bene, Silvia. Ma devo andare avanti, fra 2 minuti chiudiamo, ma lo inviterò ancora perché io faccio quello che mi dite voi. Palasco, allora. La politica non esiste a livello più, regionale, nazionale. Non esiste più, ma non esiste più a nessun livello.
io vado a votare per le comunali, perché nel comune conosci il sindaco, l'assessore, il consigliere, per il resto io credo di poterlo dire. Referendum? Credo che non andrò a votare. Ho già votato per il referendum, fammela dire sta cosa. Ho votato per il referendum sull'acqua, non se ne è fatto nulla. Ho votato per il referendum sul finanziamento dei partiti, non se ne è fatto nulla. Dovevamo votare per la responsabilità civile dei giudici, non ci hanno fatto votare. Ho votato il referendum per l'autonomia del Veneto, non se ne è fatto nulla, se ne sono sbattuti le balle tutti quanti, e io adesso devo andare a votare perché me lo chiedono loro. Io ho già votato un casino di volte, io ho cominciato a votare quando avevo i pantaloncini corti, perché allora si incominciava a votare a 18 anni. Io ho cominciato a votare, ho sempre votato, sempre, ma oggi sono arrivato al punto che in virtù del fatto che sono vecchio, ho un piede nella fossa e io non mi faccio più prendere per il culo da sta gente. Adesso devo correre a votare perché fa comodo a loro. Tra l'altro, come cittadino, a me, io vorrei che la gente riflettesse, come cittadino, a me, che vinca il sì o che vinca il no, a me non mi cambia assolutamente nulla. E a tutti quelli che pontificano, che vorrebbero i processi stile americano perché hanno visto i film di Perry Mason in televisione, l'America. In America la gente non lo sa. Non esiste il pubblico ministero in America, c'è l'avvocato dello Stato che ti accusa e l'avvocato tuo che ti difende. Fine. Lo sai, Mirella, che soltanto il 5% dei processi vanno a dibattimento, il 95% gli avvocati patteggiano. Perché? Perché andare al dibattimento è un costo. Allora in America, se hai i soldi che ti puoi pagare per i Mason, ti puoi difendere e puoi andare a patteggiare con l'accusa. Se sei un povero disgraziato che non hai con le pezze al culo, vai davanti al giudice e ce la ricordiamo la frase quando il giudice ti chiede: lei come si dichiara, innocente o colpevole? Ma sai quanti si dichiarano colpevoli anche se non hanno fatto nulla perché non hanno i soldi per difendersi? E con queste parole noi salutiamo Iva Pallasco, mi ha fatto piacere averlo, so che piace anche a voi, perciò io faccio quello che piace alla mia grande famiglia. Grazie a Iva Pallasco. Allora io vi lascio con questa bellissima canzone di Pablo Perissinotto, perché oggi è la festa del papà. Ricordati papà, e grazie a Pablo Perissinotto che me l'ha inviata. Auguri a tutti i papà. Auguri. Quando mi parli ancora di quel mio malanno, mi chiedi come sta. Non c'è più da qualche anno, allora il lavoro come va? Quel lavoro che facevo anni fa. Però ricordi quando sono nato, che c'era appena stato il terremoto, forse per questo poi ti ho fatto dormire sempre troppo poco. Memoria che va, memoria che viene, ma io sono qua. E lo so bene chi è mio papà, tutto quello che hai dato, le difficoltà. Ricordo che va e a volte si vede, ti manca un bel po' quel tuo paese, ma io sono qua. Ricorda solo che ti voglio bene. Quando mi chiedi l'Inter cosa ha fatto, quando mi chiedi quando uscirai, e io ti dico un giorno accadrà, anche se so qual è la verità. Quando la mamma è lì con te ogni giorno, come se fosse il primo giorno, questa è un'altra verità. Sei stato fortunato, papà. Memoria che va, memoria che viene,
bene chi è mio papà, tutto quello che hai dato, le difficoltà. Ricordo che va e a volte si vede, ti manca un bel po' quel tuo paese, ma io sono qua. Ricorda solo che ti voglio bene. Memoria che va, memoria che viene, ma io sono qua e lo so bene chi è mio papà, tutto quello che hai dato, le difficoltà. Ricordo che va e a volte si vede, ti manca un bel po' quel tuo paese, ma io sono qua. Ricorda solo che ti voglio bene.